Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Un cordiale saluto da parte di Stefano Bolotta. Siamo qui negli studi di LCN Sport, una nuova puntata di LCN Stadio. C'è questo turno infrasettimanale che torna ancora una volta, il secondo consecutivo mercoledì, a farci compagnia la partita del Lecco contro la Gian Erminio. Ciao mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao mister, che torna naturalmente a farci compagnia. Siamo anche in attesa di Giuseppe Mazzoleni che ci farà compagnia. A breve ci colleghiamo. Fausto arriva che come al solito... Ci sono già. Eccolo qua, ci colleghiamo Ciao. poi e arriva subito il nostro Matteo Bonacina. Ciao Teo. Sì, mi stavo ascoltando, ero in diretta anch'io con voi. Ciao, buonasera a Ciao, tutti. buonasera dallo stadio Rigamonti Ceppi. Innanzitutto, diciamo così, subito ambiente, spettatori, condizioni. Poca roba. Io mi aspetto che possa arrivare paradossalmente più gente tra il primo e il secondo tempo, proprio che possa andarsi un po' a ingrossare il pubblico a ridosso dei due tempi. Personalmente ho qualche amico che mi ha chiesto: ma io arriverò tardi, trovo il biglietto? E ho detto sì, te lo faranno. Quindi sarà più da valutare alla fine che all'inizio, paradossalmente. Sì, anche per insomma soliti motivi non lavorativi in settimana. Certo, l'orario è infame da quel punto di vista di chiaro. Diventa difficile. Senti, una partita importante naturalmente per il Lecco, vuole continuare la propria bella corsa da quando è arrivato comunque mister De Paola. I risultati parlano per lui: 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte nelle ultime 10 partite, un ruolino decisamente da playoff per il Lecco che vuole rimanere agganciato in ottica quinto posto. Teo, ci sono ovviamente delle assenze, se ne sono aggiunte alcune, no, delle ultime ore, se vogliamo così. Sì. Esatto, dopo la rifinitura abbiamo scoperto dell'indisponibilità di Eraldo Lassi, che era comunque un giocatore che avrebbe magari anche potuto avere una chance a partire in corsa, ma dovrà star fuori. Il problema è che francamente non conosco, perché si è scoperto coi convocati della sua assenza, ma poi c'è fuori Lora. Quindi a centrocampo le scelte sono risicate. Infatti oggi ti ho pronosticato un esordio possibile anche di Sverna se la partita potesse mettersi in un determinato modo. Sverna che è il capitano della Primavera, che nella Primavera fa il difensore centrale, ma in realtà nasce come centrocampista. Infatti qualche volta quest'anno ho fatto comunque anche quel ruolo lì. Potrebbe essere, chissà, magari qualche minuto per come si metterà poi la partita, no? Nel corso della ripresa. Per la squadra invece di Contini dovrebbe giocare con una difesa a 5, diciamo così, a 3. Sì, dovrebbe essere un 3-4-1-2, di solito è quella la base, poi il 3-4-1-2, 3-5-2 cambia poco, sì, squadra bassa che cerca di difendere stretta con le linee difensive, poi ripartire in contropiede con le 3 punte, e l'arma è quella, anche perché quelle e i calci piazzati sono le armi della squadra milanese. Proprio uno di quelli che poi sono stati i punti deboli dell'Lecco nella prima parte di stagione, i calci piazzati. Da quando è arrivato De Paola, un miglioramento da questo punto di vista. Sì, indubbiamente l'Lecco che complessivamente ha subito meno gol, e anche su questo fondamentale sicuramente è cresciuto moltissimo, e come dicevi tu il 30% nello shooting da lì, quando togli il 30% di gol subiti diventa dura perdere, questo sì. Assolutamente, ricordando che poi nel pomeriggio ha giocato per esempio la Pro Vercelli che ha vinto, dunque bisogna cercare di tenere il ritmo là davanti delle squadre migliori. Va bene Teo, non so se abbiamo altre cose da aggiungere. No, direi di no. Ci sentiamo dopo, dai, ti lasciamo al vostro lavoro lì allo stadio, ci sentiamo al termine del primo tempo. A dopo, grazie. Ciao. Teo.
Rientriamo allora, ne approfittiamo per dare anche le formazioni, no, mister, ufficiali ne abbiamo parlato di qualche scelta già di assetti tattici. Non abbiamo però dato le scelte dei due allenatori. Cominciamo intanto dalla direzione arbitrale affidata al signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coadiuvato da Luca Valletta di Napoli, Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore, Andrea Zambetti di Lovere, invece il quarto uomo di giornata. Per quanto riguarda le scelte del Lecco, solito 4-4-2 per mister Luciano De Paola, con Pissardo in porta, coppia centrale di difesa che sarà costituita dal capitano Lino Marzorati con Matteo Battistini. Per quanto riguarda gli esterni di difesa, Zeliak sulla destra e a sinistra Capoferri, che comunque ha fatto bene nelle ultime partite quando è stato impiegato. Masini Kraja si ricompone la coppia centrale di centrocampo, dunque l'ora squalificato, come ricordava bene Matteo. A sinistra centrocampo in appoggio all'attacco scatenato Nicolò Buso delle ultime partite, con a destra manca Luca Giudici, come detto, per questo infortunio, purtroppo, peccato, perché era veramente uno degli uomini più in forma in blu celeste. C'è però Vasic, su cui abbiamo grandi aspettative tutti quanti, perché ha lasciato intravedere dei lampi del suo talento, giocatore che è arrivato dal Padova. Insomma, vedremo un po' in prestito, vedremo se riuscirà oggi a disimpegnarsi con la qualità che comunque si annuncia in questo giocatore, che si è vista anche a Padova, e nelle scelte poi di Fracchiolla è stato proprio questo a portarlo in blu celeste. Per quanto riguarda la Gianni Erminio di mister Matteo Contini, dicevamo probabilmente, adesso staremo a vedere, un 3-5-2, un 3-4-1-2 con Zanellati, Perico, Pinto, Ferrari, Corti, Perna, Bonalumi, Acella, Magri, Panatti e Colombini. Sono diverse le assenze nella Gianni Erminio. Adesso andiamo a vedere anche i giocatori che mancano, mentre il nostro Fausto ci manda le formazioni. Mancano Tremolada, che insomma è stato convocato, si pensava probabilmente potesse giocare, un problema nelle ultime ore per lui, per la punta della Giana. Barazzetta, Pirola e Messaggi invece, che non erano stati nemmeno convocati. Gli assenti nel Lecco li ha ricordati il nostro Matteo Bonaccini dallo stadio. Naturalmente poi l'ora squalificato, i lungo De Genti, Tordini, Zambataro e Galli. Per quanto riguarda il Lecco si è aggiunto appunto Luca Giudici, che è un'assenza sicuramente molto molto importante nelle file della formazione di Luciano De Paola. Come detto, 5 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. La Giana nelle stesse 10 partite, 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Mister, un ruolino decisamente diverso dalla Giana. Sì, vabbè, la classifica parla chiaro, la Giana è penultima e sicuramente cercherà di portare a casa un punticino oggi. Il Lecco, facendo una vittoria oggi, abbiamo visto si può già mettere in una situazione comunque a ridosso del quinto posto, sì, perché poi le prime sono andate, però posizionarsi con un quinto posto piuttosto che un sesto o un settimo poi dopo fa la differenza, come abbiamo visto l'anno scorso nei playoff. Assolutamente. Abbiamo citato la vittoria della Pro Vercelli 2-1 a Seregno nelle partite giocate nel recupero di questa 22esima giornata. Lo ricordiamo, un recupero di una giornata non disputata per lo stop causa Covid. Pro Vercelli che vince 2-1 a Seregno, partite delle 14:30. Mantova, Feralpi, Salò 2-1, quindi fermata battuta d'arresto per la terza in classifica. Pro Patria che è stata sconfitta da Alessandria 1-0 da Juventus Under 23. Ci ha raggiunto Giuseppe Mazzolini. Ciao Beppe. Buongiorno a tutti, buongiorno. Una partita, Beppe, cosa ti aspetti dopo le belle prestazioni anche del Lecco nelle ultime uscite? Oggi ti aspetti, uno dice partita facile perché è già una penultima, però giocano sicuramente con con quella garra, come si dice a volte, per strappare comunque punti. No, vedo già il risultato del Mantova che ha battuto Feralpi Salò. Questo dà ancora più senso alla vittoria casalinga del Lecco di domenica scorsa, quindi seppur non sia stato, tutti dicevano ma il Mantova ha fatto poco, invece oggi ha sconfitto in casa Feralpi Salò, che è una delle squadre deputate, è il quartetto in alto alla classifica, insomma, quindi a maggior ragione un Lecco sugli scudi, che ci ha abituato nelle ultime prestazioni a sfoderare un gioco molto, perlomeno nei primi minuti, abbastanza attendista, per poi così infilare gli avversari con le sue 2 nuove punte. Dico nuove perché da quando è arrivato De Paola ha dato
spazio e conferma pressoché titolari a Nepi e Ganza, che speriamo che oggi sia ancora, insomma, marcatore per sfruttare questo nuovo record conquistato domenica scorsa. Assolutamente, tutti gli occhi naturalmente sono sul 9 bluceleste dopo un periodo, no, come questo di forma. Oggettivamente è il giocatore più atteso. Le squadre sono pronte per iniziare la partita, naturalmente tenuta bluceleste classica, prima divisa per il Lecco, Gian Erminio in maglia rossa, fondamentalmente rosso-bianca. Dunque seconda divisa della trasferta. Per la Giana si gioca alle 18, si giocano anche Albino Leffe Fiorenzuola, Padova Legnago, Piacenza Triestina, Pro Sesto Pergolettese, Virtus Verona Renate, poi alle 21 il posticipo Trento Sud Tirol, no? Questa voglio definire derby, però no, dico nel senso tra Trento e Sud Tirol, sicuramente un pizzico di rivalità, nonostante siano popolazioni abbastanza fredde, no, Beppe, però ci potrebbe stare un pochino di, diciamo, di tra rivalità. Gli italiofoni e i tedescofoni, i teutonici. Allora, è una partita intanto che è iniziata da 30 secondi, quella che vi raccontiamo come anticipava Matteo dallo stadio, un po', insomma, deserto del Riga Monticeppi, vista anche l'orario, di certo non incoraggiante. Primo pallone toccato da Vasic, che va a lottare come un leone sulla... Tanto c'è una considerazione interessante di Luke che ci scrive, Luke Manzoni: mi stupisce che De Paola dia così pochi minuti a Sparandeo. Lo chiedo a mister, perché Sparandeo effettivamente nelle prime uscite ha giocato bene, poi a un certo punto è un po' sparito. Certo, c'è Capoferri, è rientrato Capoferri a gennaio, e non è poco, però è proprio sparito dai minutaggi. Sì, era stato uno, diciamo, forse il giocatore un po' che aveva rispolverato come diciamo cambio di gestione da Zironelli a De Paola, e non aveva fatto neanche male le prime partite. Comunque ha dimostrato di avere comunque tanta voglia di mettersi a disposizione, e poi pian pianino è uscito, perché poi quel ruolo è stato poi occupato da Enrici, e oggi la scelta è andata su Capoferri. Sì, lui era recidivo da un infortunio, sì. Perciò molto probabilmente può darsi che possa avere ancora magari i postumi di questo infortunio, che non sia al massimo. Sì, poi aveva fatto in una partita, era subentrato, aveva preso l'espulsione, e magari quello gli ha pregiudicato anche un po' il percorso, così. Era stato un po' sfortuna, un po' ingenuo e sfortunato entrambe le cose in quell'episodio che citavi. Sono 7, compresa la Coppa Italia, tra campionati e Coppa Italia, gli scontri diretti tra Lecco e Gian Erminio, storicamente, con 3 vittorie del Lecco, 2 della Giana e 2 pareggi. Lo scontro di Coppa Italia è recente, perché fu nell'agosto del 2019, con mister Gabur alla guida del Lecco, 2-1 per la Gian Erminio. L'ultimo invece scontro in Serie C all'andata 1-0 gol di Tordini. Lo scorso anno a Lecco finì 1-0 rete di Mastroianni per il Lecco di D'Agostino. Ci prova la Giana che si distende a sinistra, il Corti, lo stop, entra in area, attenzione a Corti, cerca di saltare e non riesce a saltare un giocatore del Lecco, bravissimo. Adesso hanno visto se Battistini probabilmente, che l'aveva fermato, l'ha chiuso in bello stile, bravissimo. Dunque sfuma l'occasione per la Giana, prova a ripartire il Lecco con Masini che apre a sinistra per Capoferri. Intanto così, nota di cronaca, Caio Giorgio, giocatore a disposizione di Allegri, oggi ha giocato nell'Under 23. Si è fatto male? Sì, piuttosto pesantemente. Sì, ho sentito, infatti non capivo come potesse essersi fatto male, me l'hanno detto amici giuventini, come scendendo dal monopattino, che se non gioca mai, no, ha giocato... Sì, loro hanno questa possibilità di poter più deleteria che altro, secondo me, comunque fare questi interscambi comunque vabbè. Ma mi sembra che il Lecco sia partito molto sufficientemente all'arrembaggio, lo vedo molto aggressivo, soprattutto nella parte della metacampo della Giana. Mi sembra che voglia partire subito a fare la partita. Qua ci hanno fatto rivedere l'episodio di prima in cui Ganza ha protestato per un intervento, sembrava di mano. A me
sembrato di testa. Vabbè. Sì, anche a me non ha dato quell'impressione lì. Loro 5-3-2. Loro sì, 5, adesso vediamo se... Stavamo vedendo prima. Vediamo Dirti Colombini i numeri. a sinistra è difficile, Colombini a sinistra sicuramente, non si scappa, le due punte sono Perna e Corti, in difesa dovrebbero essere Perico, Bonalumi e Magri. Bisogna capire Pinto, l'esterno destro, vediamo Pinto. centro Ferrari dovrebbe essere una adesso vediamo se Mezzala vediamo chi esce qua, probabilmente Mezzala, vedo che viene a prendere... prendere qua, sì. Qui c'è Colombini a sinistra, dentro il Peccato. pallone centrale, non... Attenzione però perché ancora Seliak rimane alto, prova a recuperare il pallone, sfila, non lo raggiunge Colombini, allora sarà rimessa laterale in favore del Lecco. Già battuta Masini, costretto a indietreggiare sull'attacco di Ferrari. Allora, Certo che insomma fa Ferrari il quinto. Il quinto? Almeno vedere le operazioni qui. Ha visto che ha stretto molto. No, il quinto però a sinistra dovrebbe essere Colombini, su questo credo che... perché proprio... Allora vediamo. certo che sono tante le partite giocate. Sì. Stanno veramente... influirà molto sul proseguo, perché Ferrari in mezzo, hai ragione. Ferrari in mezzo, allora attenzione a Seliak, buona azione dell'Ecco, il cross dentro, Ganz sovrastato di testa, Masini avrebbe quasi lo spazio per calciare, preferisce però mettersela sul sinistro, aprire a sinistra dove perde palla il Lecco. C'era Buso che cercava un controllo difficile, prova a riconquistarla a centrocampo, però sono sempre in superiorità numerica per adesso i giocatori della Giana, ma i giocatori e qua c'è fallo però, sì, la scivolata di Basic che tagliava in diagonale. Molto aggressivi, quelli nell'Ecco di solito. Molto aggressivi, esatto, sono probabilmente anche un po' per sopperire a una superiorità numerica che dovrebbe esserci, almeno tatticamente, dalla Giana. Sì, dietro loro giocando a 3 con le due punte hanno sempre le superiorità, in mezzo giocano a 3, noi giochiamo a 2, perciò nella zona centrale hanno superiorità loro, noi l'abbiamo in fascia con i terzini e gli esterni alti che possono andare a creare il 2 contro 1. Ancora la Giana che prova a scendere a sinistra con Colombini, all'indietro il pallone, non lo raggiunge, può provare Ganz a partire, poi però è bravo Magri a tornare, Magri a sinistra, dovrebbe essere probabilmente proprio questo schieramento. Per una volta abbiamo azzeccato lo schieramento dell'avversaria, che non è mai semplice capire. Bello il take, la recuperare il pallone solo per un attimo di Marzorati, poi ancora Giana, siamo al 7° minuto, 0-0. Beppe, una partita dei ritmi sicuramente molto bassi fino adesso. Sì, però da parte della Giana che è molto guardinga, il Lecco invece vedo che corrono tutti, non fanno proprio un pressing asfissiante, però sono lì già dalla tre quarti campo. Per la Giana Erminio diventa difficile proporsi in avanti e quindi fa ben sperare per il Lecco, perché anche nelle altre partite ho visto che rispetto alle altre squadre i blucelesti arrivano al 90° ancora con gamba, con voglia di correre, e quindi secondo me anche questo è un aspetto sul lungo periodo della partita che potrebbe essere un vantaggio. Bisogna fare i complimenti ai preparatori, perché insomma all'inizio non era così, con Zironelli si faceva fatica, c'erano dei momenti di appannamento, mentre qua i ragazzi corrono 90 minuti su 90, il che insomma non è banale. Allora inizieranno intanto, come ci suggerisce nei commenti Lorenzo, sono usciti i dati dei playoff, sì, perché si comincia domenica 1° maggio, come da comunicato della Lega Pro, si giocheranno tra l'altro le prime 2 gare a distanza di 3 giorni, che riguarderanno le formazioni classificate dal 4° al 10° posto nei gironi. La fase nazionale invece, che sarà composta da gare di andata e di ritorno, partirà domenica 8 maggio e terminerà il 21. Poi Final Four 25 maggio 12 giugno, sicuramente date più compresse rispetto allo scorso anno, c'è più agio, per fortuna non ci sono state pause lunghe per il Covid. Ci prendiamo la prima pausa di giornata. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Per anni Manuel ha ricevuto botte anziché carezze. Il giovane Ahmed vagava per il mondo senza meta e Sofia si faceva del male perché si sentiva ignorata.
Oggi sono al sicuro con noi ed è bello vederli sorridere. Chiama adesso l'820 2032 e attiva una donazione regolare a favore dei salesiani per il sociale. Ogni giorno insieme daremo ai giovani che dalla vita hanno ricevuto meno degli altri tutto l'amore che ci ha insegnato Don Bosco. Chiama adesso. Grazie. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 38esimo. Stavamo chiacchierando con Beppe, mancheranno 10 partite Beppe alla fine della stagione dopo questa. Sì, siamo alla 28esima giornata, quindi 38. Campionato lungo naturalmente, lunghissimo, ma molto intenso, no? Per i recuperi ci sono state naturalmente molte partite e ci sono ravvicinate queste. Insomma, ricordiamolo, poi c'è anche la gestione mista delle forze, perché questa è la quarta partita nelle ultimi 10 giorni più o meno. Sì, ha giocato settimana scorsa, sì. No, terza partita in 10 giorni, ma poi con domenica in 2 settimane saranno 4 partite. Mercoledì. Sì, tipo Squadra squadra che Cragia vanno. sulla tre quarti, prova il mancino, va un paio di metri alla sinistra del palo difeso da Zanellati. C'è un angolo però, perché c'è stata una deviazione. Però il primo tiro verso la porta della partita ci prova il numero 21 in maglia blu celeste, Cragia. Sì, perché era un tiro quasi destinato all'angolino, raso terra, non so senza la deviazione se fosse andato in porta, però era molto secco, era un po' che mancava nelle soluzioni d'attacco del Lecco. Calcio d'angolo, battuto corto, addirittura fuori dall'area, attenzione alla battuta che arriva, un po' velleitaria però di Capoferri col mancino. Palla che finisce abbondantemente. Ci stava. Sì, ci stava. Ci stava una palla che arriva. Palla che è sfilata attraverso tutta l'area di rigore, uscita, è arrivato Capoferri di gran carriera, e allora lì anche è vero che la Giana era tutta schiacciata in area, però ci stava, ha avuto un po' di spazio, ha provato a calciare male, forse non è proprio il suo, no? Capoferri, tiro da fuori. Ecco che però dà qualche segnale. Attenzione al contropiede della Giana. Buono però il tocco all'indietro per Pissardo, non corre rischi. E spazza, spazza in avanti. Poi a centrocampo si lotta. Sì. Fallo ai danni di un giocatore della Giana. No, solo richiamato Basic, che ha cominciato veramente con grande. Poi è andato per stringere la mano all'arbitro, l'arbitro non ha risposto in tempi di Covid. Preferisce di no. Insomma, però sembrava che ci fosse un fallo prima su Cragia. Sì, invece poi è andato a fischiare Basic, che arriva in ritardo netto sulla spinta, nel piede dell'avversario a centrocampo. Prova a ripartire naturalmente con grande calma la Giana Erminio, che non ha fretta, anzi se addormentasse la partita e finisse 0-0 credo che sarebbero ben felici i giocatori di Gorgonzola. E l'Ecco che prova subito a riconquistare il pallone. Perde palla però allora Ferrari, chiede l'intervento di Magri a Cella. Una partita interlocutoria per il momento, nessuna delle due squadre. Cioè l'Ecco si vede che ha maggiore determinazione, però per il momento non è riuscito ancora a rendersi pericoloso, a parte il tiro. Adesso questo è il primo errore di passaggio a metà campo. Sì, diciamo una fase di gioco molto confusa. Sì, confusa, non c'è grande qualità di gioco, di trama di gioco. Le occasioni per adesso sono arrivate praticamente il tiro da fuori di Cragia, poi da calcio d'angolo, le potenziali occasioni, conclusioni comunque ben lontane dalla porta. Calcio di punizione affidato a Battistini, Cragia sulla destra, costretto ad andare ancora all'indietro. Ora Cragia ha un po' di spazio a centrocampo, allarga a sinistra, Capoferri, arriva Buso a prendere il pallone, però Giana tutta compatta dietro la linea del pallone, tranne praticamente le due punte in questo istante, poi l'Ecco che butta via la palla senza un po' nulla di fretta togliere a chi sta giocando. Le fasce non sono così sfruttate come quando c'è, non so, tipo Zambataro, Onesta, Giudici. Mi sembra che si cerchi più per vie centrali, non è il solito gioco allargato dell'Ecco, e quindi qualche assenza qualche volta si fa anche sentire, purtroppo. Sì, si fa sentire. Intanto il gol del vantaggio della Pergolettese a Sesto San Giovanni, 1-0 in questo momento per la Pergolettese. Vediamo anche il marcatore.
14°, Gian Erminio torna indietro, vuole far uscire il Lecco. La partita la stanno facendo loro, Sì. gestione della palla, cioè noi stiamo solo controllando, aspettando, ma Bariti in gol per la pergolettese intanto. Ragazzi. Sì, un po' attendista il Lecco, ma forse Sì. in questi casi poi psicologicamente magari sai di essere superiore, intanto Zeliak molto scende. probabilmente vogliono un po' farli venire fuori per approfittare. Cross di Vasic dentro, però lungo, non arriva nessuno, prova a inseguirla sul secondo palo, Buso la tiene viva proprio sull'out, vediamo se riesce a crossare ancora, cross basso, viene lisciato da un difensore della Giana, non c'è nessun blu celeste però pronto ad approfittarne, poi spazzone mega galattico fino nell'area di rigore avversaria, sì. Comunque ha messo lì una bella palla perché non c'era nessuno in mezzo. Abbiamo anche ancora Vasic. Attenzione al tentativo di Ganz da fuori area col destro, palla che non va lontanissimo dalla porta, ha provato a sorprendere il portiere della Giana, Ganz, rivediamo. Comunque in fiducia. Vasic gli lascia la palla, poi sì, Ganz la palla gira anche un po' verso l'interno. Ci prova con tiri da stoppata fuori, di petto e tiro a volo di destra senza che la palla tocchi per terra. Insomma, una conclusione non fortissima, però vicino al palo di destra. Quando sei in fiducia provi Sì, anche provi tutto, bravo. Ci sono dei momenti che non fai gol a un metro e dei momenti che ti giri, tiri, la metti all'incrocio. Sì. Diciamo che insomma sta andando tutto bene a Ganz, ma in grande fiducia, 8 gol, insomma sono tanti nelle ultime 6 partite. Sì, noi in difesa siamo molto attenti, proprio non... Cioè, a questo momento non riescono neanche ad arrivare al limite dell'area, come hai detto tu mister, tengono la palla, però siamo molto attenti che non si avvicinino nemmeno per caso alla porta. Provano a lanciare sull'esterno di sinistra Buso, viene anticipato col colpo di testa, poi la Giana che prova a uscire, butta via però il pallone, veramente non c'è costruzione nella manovra a squadra ospite. Sì, tendono essenzialmente a, insomma, quando Lecco è ancora in attacco, a spazzare e poi aspettare cosa succede. Fallo Intanto ai danni di Vasic, che ci sta provando a farsi coinvolgere nel gioco dai compagni, fino adesso ci è riuscito, poco fa l'abbiamo visto bello l'appoggio per Ganz che poi è andato alla conclusione. È entrata piuttosto dura sulle caviglie, Abito ha richiamato Colombini. Calcio di punizione, allora Zeliak se la mette lì lui, Vasic sale, vediamo se va proprio a cercare il compagno oppure va, no, non trova i compagni liberi, allora deve andare indietro da Battistini, ancora Zeliak di prima intenzione per Masini, non c'è fallo di Corti che gli sradica il pallone dei piedi ma lo butta a terra. Sai che secondo me, voglio rivederlo, sì, gli ha preso il piede. Sì. Il primo acchito sembrava che non l'avesse. Dietro e lo stende. Salgono tutti in area 17:30, vediamo cosa succede. Seguiamo se Kraja arriva, Buso col mancino, vediamo. Uno dei due potrà scodellare in piena area di rigore un pallone interessante, Buso si allontana, va Kraja, Ganz non lo arpiona, attenzione Masini non può sbagliare, bravo perché c'è in agguato Perna, ributta su Pissardo, lancio lungo, centrale, la mette giù bene, chi era rimasto lì? Nepi che va a toccare finalmente un pallone, Nepi che comunque ha giocato bene nelle ultime partite, si è disimpegnato con buone prestazioni, assolutamente. 18esimo, ci concediamo un piccolo break, intanto i ritmi sono molto bassi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi, la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info e
prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in cronaca, non è successo niente, 19esimo, però stavamo valutando che sono effettivamente 4 le partite in 10 giorni disputate, da sabato a mercoledì, compreso di 2 weekend. Bella, e saranno poi in 2 settimane e 5, quindi grande tour de force. Ci prova il Lecco dialogando bene a destra tra Masini e Zeliak, il pallone, ancora pallone di ritorno per il numero 2 che cerca l'imbucata, attenzione a Vasic, prova a calciare con il sinistro, viene falciato proprio al limite dell'area, probabilmente va a impattare il piede dell'avversario al momento del tiro, palla ribattuta, non c'è fallo, palla a sinistra ora, ancora Lecco che viene fuori bene, Ganz dentro per Nepi cerca il destro e poi trova addirittura la deviazione di Ganz stesso che la blocca, peccato, occasione da fuori area di Nepi che si era creato lo spazio per calciare, tra l'altro Luke c'è scritto per me oggi la sblocca Nepi, non sarà però purtroppo questa l'occasione per sbloccarla. Non era un brutto tiro, ma Ganz si è trovato proprio sulla traiettoria del pallone. Anche questa è una bellissima azione. Vasic qua stava caricando il mancino accentrandosi da destra verso sinistra, purtroppo murato proprio al momento del tiro. Però Lecco che prova a mettere lì la Giana nella propria metacampo e soprattutto nella propria area. Prima azione diciamo corale, pericolosa del Lecco, destra e sinistra, e stati attenti, bello il cross dentro, anticipo su Ganz, Masini di testa, Nepi col petto difende bene il pallone, apre subito sulla destra per Zeliak, il cross di Zeliak in area di rigore, ancora un anticipo, poi Kraš arriva alla botta con il sinistro che rimpalla 2 volte e viene bloccata da Zanellati. Non un tiro facilissimo questo di Kraš, che ci ha provato al volo, la palla scendeva alta, la calcia di interno sinistro, però la fa rimbalzare subito per terra, la palla perde velocità e diventa difficile con questo tiro sorprendere Zanellati. Ci ha fatto tanto per come poi è rimbalzato davanti, come gli è rimbalzato davanti, poteva venire fuori un tiro in curva. Poi è stato leggermente ostacolato dall'arbitro perché lui stava tagliando dritto, ha dovuto aggirarlo un attimo e vabbè, però insomma ricordiamo che non so, è stato 2 partite fa su un tiro così, il portiere aveva mancato l'intervento e poi Ganz aveva insaccato sulla ribattuta. Un'altra, dunque, questo è il primo vero tiro in porta, se vogliamo, no? Bloccato dal portiere, Nepi difende bene, un altro pallone, però che impatto che ha avuto Nepi, sicuramente molto positivo sul Lecco. Apre a sinistra per Capoferri, poi Kraš, si va da Zeliak, cerca molto l'ampiezza del campo, il Lecco in questa fase a destra è rimasto molto largo Vasic, che prova il dribbling, va via secco, attenzione allo spazio anche per tirare, dentro il pallone invece per Nepi, che non riesce a servire i compagni né a girarsi per calciare, allontana la difesa della Giana, però l'impressione è che mister il Lecco appena alza un attimino il motore, arriva lì. Sicuramente più qualità nel momento che alziamo un po' i ritmi. Secondo me può arrivare fuori qualcosa di importante, perché comunque in campo siamo messi bene, abbiamo visto, non abbiamo ancora subito un tiro in porta nonostante loro facessero possesso, e quando comunque veniamo dentro a fare queste azioni con delle buone diciamo anche degli inserimenti, adesso ho visto il Kraš è andato sull'esterno, c'è qualcosa di preparato, non è una cosa nata così, perciò mi sta piacendo questo atteggiamento. In questo momento Ganz Nepi è la coppia migliore, Beppe, che possiamo proporre. Sicuramente, anche perché è un eccellente assortimento, nel senso uno gioca molto, poi Nepi nonostante sia insomma un ragazzo di peso, lavora bene anche la palla a terra, quindi è capace oltre ad attirare l'uomo a difendere e a smarcarsi. Ganz poi non c'è bisogno di dirlo, riesce a smarcarsi velocemente, bravo mister, perché in effetti sono molto bravi a triangolare in alto e ad aprire poi lo spazio al giocatore per Buso a sinistra o Zeliak a destra per il cross, e ne sono già stati fatti 3 o 4 abbastanza pericolosi, quindi mi piace molto la fase dalla 3/4 in su offensiva. Vasic, si interrompo, scusa perché poi si aveva riconquistato un bel pallone trovandosi su linea di passaggio, poi ha rallentato un po'
E loro non ti lasciano contropiede, vedi che sono sempre comunque... anche molto quando recuperi palla, loro dietro sono là piazzati, sono già piazzati. Accorciano subito gli spazi. Non ti lasciano il contropiede, per quello non sarà facile andare dentro. Guadagna una buona rimessa laterale, intanto in zona d'attacco il Lecco a sinistra. O trovi la giocata come è stato ci vuole una giocata, col tiro da fuori, perché di spazio vedi che i tre dietro sono Kraja prova a entrare, libera il destro, la deviazione della difesa ancora Kraja, però viene sorpreso, allora prova a ripartire la Giana, pallone però troppo lungo per Colombini lì a sinistra, si ferma direttamente fuori. Vasic ha fatto un paio di giocate destra e sinistra, è entrata. Cerca spesso di accentrarsi, vorrebbe far partire il mancino, non ci è riuscito ancora, però attenzione, giocatore che sembra avere il piede caldo oggi Vasic, lo aspettavamo, l'abbiamo detto, sta facendo vedere cose interessanti. Centrocampo ora c'è sempre grande spazio per i giocatori del Lecco, Gans l'1-2 con Masini. Poi viene aperto il pallone a destra, bene per Zeliak crossa con il mancino nel cuore dell'area, viene ributtato fuori dall'intervento aereo di Bonalumi, poi rimessa laterale per il Lecco. 25 minuti, fallo di mano dice Fausto dalla regia, quindi ci sarà calcio di punizione dalla tre quarti per il Lecco, che potrà ancora una volta scodellare il pallone. Dai ragazzi, un bel colpo di testa di Nepi, non sarebbe male, sbloccarsi. Perché effettivamente, come scriveva il nostro amico da casa, un gol di Nepi che sta facendo bene darebbe anche un'ulteriore fiducia, meriterebbe e darebbe fiducia anche al ragazzo. Ha fatto sempre delle ottime prestazioni, gli manca proprio solo la rete. E allora dai, calcio di punizione, lo seguiamo, ci sono al limite dell'area 5 giocatori del Lecco pronti ad andare a saltare, con Vasic, Zeliak, Nepi, Gans e Battistini dentro il pallone, va a colpire Gans e la palla esce di testa, esce di non moltissimo, lo voglio rivedere. Comunque ancora una volta c'era arrivato Simone Andrea Gans, sembra la replica del gol di domenica, solo che arriva da calcio di punizione da sinistra, si sgancia, il marcatore lo perde, la schiaccia a incrociare sul palo lontano, non va lontanissima dal palo alla sinistra di Zanellati. Comunque in mezzo proprio ai centrali, questo vuol dire, insomma, Gans non è altissimo, vuol dire avere il tempo e capire dove va anzitempo la palla, insomma, qualità eccetera. Lui è bravo a attaccare la porta, la sua dote migliore quella. Sì, esatto, 26esimo, quasi 27esimo, fase confusa in avanti, la Giana sta cercando inutilmente perché il Lecco non gli dà proprio spazio. C'è giallo qua, giallo per della Giana, Pinto che infatti agisce lì largo a destra, no? Avevamo detto alto capitano oggi della formazione della Giana. Ci prendiamo intanto un piccolo break. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Riconquista palla il Lecco, è sfumato il contropiede, ma c'è Buso che prova il destro! A giro si abbassa proprio sul palo lontano e la palla finisce fuori di poco. Grande giocata di Buso. E qui ha provato un gran destro a giro, accentrandosi da sinistra e dal limite dell'area lascia partire un bel destro e la palla fa la barba al palo. Sì, è stato lì, il portiere non ci arrivava più. È stato bravo. Oggi tiriamo veramente tanto da lontano. Sì. O almeno ci proviamo, a volte ci riusciamo. Dobbiamo centrare un po' più la porta, però la strada è quella giusta, insomma. Di occasione, attenzione, per poco pasticciano i difensori della Giana che non riesce veramente mai ad arrivare sulla tre quarti, non riesce a orchestrare azioni. Un po' di possesso all'inizio,
però alla fine non hanno mai concluso. Diciamo un possesso un po' giusto per allentare un po' la partenza del Lecco. Adesso il Lecco mi sembra che sia padrone del campo. Sì. Tra le squadre viste a Rodamonti Ceppi mi sembra la peggiore, no, quella insomma in attacco pressoché inesistente. Attenzione qua però, perché c'è sul filo del fuorigioco, si è alzata la bandierina. Sì. Prova a calciare, se non ho visto male, Perna. Però insomma, questi qui la Giana non è mai riuscita neanche questi qui mi piacciono. Questi cosa sono venuti qui a fare? Molto brutali. No, sì, brutali, così, sono venuti qui a giocare. Sì, no, nel senso che non si sono neanche avvicinati all'area, perlomeno il Lecco non gliel'ha permesso. Non ci sono andati nemmeno lontani, cioè nemmeno vicini. Adesso con un lancio lungo, ma in posizione nettamente al di là, è andato poi a calciare Perna, ma il gioco era già abbondantemente fermo. Fatica a costruire la Giana, mentre il Lecco è veramente padrone del campo, dà l'idea di poter accelerare. Per adesso, chiaro, il gol non è arrivato. Bella la manovra con l'apertura sulla destra per Vasic, nato di prima, bello ben nel vivo del gioco Vasic, guardalo ancora qua che va a recuperare il pallone, le finte, lo scambio con Ganz, va fino in fondo sulla destra Vasic, poi riesce a crossare, guadagna calcio d'angolo, bravissimo il 14 blu celeste. E insomma altre scelte qua sempre di Fracchiolla. Arriva il giocatore e dici chi è? Chi è? Ha chiesto abbiamo capito anche perché a Padova non giocava. Sì, certo, a Padova era difficile giocare, chi c'aveva davanti. Però sai, se non lo vedono mai, difficile anche capire il valore. Cross di Masini, invece il ragazzo sembra davvero di valore. C'è un tocco, non può giocarla a Capoferri, dunque sarà rimessa. Sono un po' lunghi questi cross, è sempre oltre l'area piccola. È il classico traversone senza inerzia, no? Da fermo. Diventa difficile. Sono alti e lunghi poi dalla con parte tre centrali dietro cercano, col quinto che stringe è sempre un po' difficoltà. Ci prova ora centralmente la Giana a distendersi, vediamo se cambiano gioco su Colombini che fa tutto solo e invece la intercetta bene Vasic, scatenato Vasic, punta l'uomo, si defila sulla destra, poteva centrarsi e magari calciare col mancino, invece ha scelto soluzione personale sì, ma sul lato sbagliato. È andato ha voluto un po' forzarla, doveva metterla in mezzo o comunque rallentare, cercare di scatenato però Vasic in questa fase. Ha recuperato una bella palla. Molto bene. E qua sei in mezzo a due o cerchi di andare in mezzo ai due. Io aspettavo una finta per lasciarli lì, sterzare al centro e calciare col sinistro, e invece no, evidentemente Vasic non se l'è sentita. Se riusciva magari non era qua. Tra l'altro se non sbaglio il mancino del suo piede è forte. Quindi... Dico, se riusciva a fare quella giocata lì andava in porta, magari era gol. Non era qui a giocare con noi. La tocca piano mister Invernizzi. A Padova se lo sarebbero tenuti. Vabbè, comunque 32esimo del primo tempo. Intanto qui la connessione ci blocca un attimino la trasmissione della partita che riprende. Ganz difende il pallone, Colombini, ma c'è fallo di Ferrari sull'attaccante bluceleste, lo abbiamo ricordato, in doppia cifra, 10 gol, è arrivato a 10 gol Ganz, il miglior marcatore invece nelle file della Giana è Corti, che ha segnato 5 gol in stagione, 2 invece sono per Perna, non una squadra di grandi bomber, onestamente, come dimostra anche la classifica i gol fatti. Che Perna di solito è uno che qualche gol in più li fa, quest'anno sta facendo un po' fatica, invece abbiamo visto. 36 anni. Sono 17 le reti fatte dalla Giana. Giallo per Battistini? No, mi sembrava Battistini. Sì, Battistini. Ha fermato un possibile contropiede. Vediamo bene. Allora, si gira bene Perna che lancia Corti e poi mi sembra un po' esagerato, ha detto francamente, perché più che il fallo è l'azione che diventava potenzialmente pericolosa, era sulla tre quarti lanciato in porta fondamentalmente, niente che lontano dalla porta, ma potenzialmente lo sviluppo era sicuramente pericoloso. Il peggior attacco del campionato naturalmente per la Giana con 17 gol fatti. Lecco, lo ricordiamo, ne ha 36 all'attivo con 30 subiti, ma da quando è arrivato Luciano De Paola, insomma, anche la difesa ha trovato la sua quadra, questo dobbiamo dirlo, il ritmo da quando, adesso non abbiamo fatto i calcoli, però Beppe, da quando è arrivato De Paola c'è un ritmo da prime 3-4 in classifica. Sì, sicuramente, ma guarda anche questa azione qua, adesso Kraja, bello il passaggio, ma a metà strada tra Busa e Nepi. Abbiamo riconquistato palla, attenzione, tante volte, anche qua
questo caso Buso le finte, prova ad andare via a sinistra a 2 avversari e finisce a terra l'arbitro facendo alzati. Poteva essere un calcio di punizione molto interessante da lì, proprio per Buso probabilmente, ma vabbè. Nell'azione precedente abbiamo conquistato palla al limite dell'area, 4 scambi, siamo arrivati alla parte opposta, poi abbiamo mancato l'ultimo finale, però questo è segno che insomma si sa giocare, il Lecco sa giocare a calcio, perlomeno sì. non è limitato a buttare su la palla, qualcosa succede, anzi uscire così palla al piede è sintomo di fiducia e che si sta bene. Attenzione, dentro il pallone, lo salva in scivolata Battistini, rischio per questo sì. il Lecco. Adesso vediamo se Lieven ci mostra il replay. La Giana che ora prende coraggio, prova a rimanere davanti con Ferrari, lo chiudono, poi gioco fermo, calcio di punizione proprio per gli ospiti. 35esimo, prima volta dalle parti di Pissardo. Ma non il fallo, ci dovete far rivedere tutto, dai. No, niente. Vediamo questo inutile fallo. Vabbè, occasione comunque potenziale per la Giana. Ecco, magari ce la rimandano adesso. Dalla destra il traversone dentro e poi bravissimo, non vedo che è Zeliak che va in scivolata ad anticipare Corti. Sì, perché aveva la porta vuota. Porta vuota, si sarebbe trovato davanti alla porta pronto a spingerla in rete. Bisogna stare attenti perché anche una palla buttata in verticale così sulla destra, messo in movimento Pinto, ha creato il pericolo per la difesa del Lecco. 35esimo, palla in mezzo, cross dentro, colpo di testa ad allontanare Di Zeliak, calcio d'angolo, il primo per la Giana sotto la Nord. Allora ci prova la formazione di Gorgonzola. Sono prima 36esimo, sono le prime conclusioni, si fa per dire perché in porta poi non sono arrivati, però sono le prime avvisaglie di attacco da parte della Gian Erminio. Sì, che ora può usufruire di un corner, lo fa dalla destra, movimento in area, uomo. Basso, attenzione, la palla rimane ballonzola davanti alla porta di Pissardo, poi viene spedita fuori ancora dalla difesa. E qui potenzialmente, se ci fosse stato un giocatore della Giana, poteva essere un pericolo enorme. Rivediamolo, ma tutto corto sul primo palo, la palla rimbalza, c'è una deviazione, arriva davanti alla porta, poi brivido ancora, stavolta però non si concretizza. Allora prova a partire in contropiede dell'Ecco, vediamo se ce la fa. Palla lunga per Ganz, dai, mettila giù subito per Nepi. Sì, arriva in un secondo momento Nepi steso, attenzione, no, non c'è fallo, ma dai, ma perché? Scivolato sulla palla. Sembrava fallo da dietro. Attenzione alla Giana, ora il potenziale pericolo, il contropiede, invece qua arriva il calcio di punizione, poi viene steso da Battistini. Calcio di punizione per la Giana, ora si vivacizza la partita. Era vicino lì sembrava che vediamo se no, fammi vedere qua. Sembrava che è scivolato sulla palla. Qua, guarda. Sì. Sì, non c'è fallo. Fausto non è convintissimo dalla regia, però. Ora calcio di punizione per la Giana, attenzione che può scodellare dentro un altro pallone. Queste sono le situazioni proprio dalla tre quarti. Sì, da calcio da palla inativa, come dicevamo all'inizio, perché possono causare pericoli alla porta del Lecco. Perché cross sul secondo palo, Pissardo la fa sua. Vabbè, meglio così. Allora noi ci prendiamo un piccolo break. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Cittadella. Rientriamo, qualche aggiornamento dei campi. Intanto seguiamo dalla destra il cross dentro, colpo di testa ad allontanare dalla difesa della Gian Erminio, che si rifugia in calcio d'angolo. Insomma, Lecco che ci riprova ora dopo qualche minuto
non dico di sofferenza, però in cui la Giana ha creato. Sì, qualcosa prima o poi doveva fare. Sì, insomma, ha fatto veramente il nulla più assoluto fino ad ora. Concediamoglielo almeno di arrivare. Calcio d'angolo con Kraja, lunghissimo, saltano in tre, non ci arriva nessuno, Ganz insegue il pallone e la soffia bene a Magri, all'indietro per Capoferri, vediamo se ha lo spazio per il cross. Capoferri può cercarsi uno spazio difficile, il dribbling vicino alla bandierina, difende bene il pallone ma è chiuso, poi bravo però perché sì ancora palla del Lecco con il cross dentro, anticipato Nepi sul limite dell'area, a destra Vasic, controllo del 14, se la allunga un pochino la perde, brutto il controllo di Vasic in questo caso, attenzione perché corta un po' di campo, lo aggredisce bene e gli porta via il pallone, poi subisce fallo Kraja, sì. A momenti gli toglie i calzoncini. Sì. 40esimo. Kraja che da quando ha tagliato i capelli ha perso un po' di vigore, ma sempre invece lotta. Kraja Sansone. Lotta lì in mezzo al campo. Abbiamo detto di Lora squalificato. Nel pomeriggio l'abbiamo incontrato al bar col monopattino fuori. Filippo Lora. Allora c'è intanto il calcio di punizione battuto corto, male da Kraja, però la palla sfila, attenzione a una serie di batti e ribatti, vediamo se c'è possibilità di calciare. Masini anticipato proprio mentre cerca il destro al limite dell'area, fanno muro confusa. Giocatori della Giana. Allora ancora Buso, bello il traversone sul secondo palo e c'è il gol del Lecco con Vasic, autorete. No, Ganz ancora, attenzione, Ganz che è andato a staccare di testa, la palla poi è stata deviata, l'MLM è andata al di là della linea, 40esimo, Lecco la sblocca, tutto regolare, la vogliamo rivedere? Autorete. Perché probabilmente è un'autorete, non sarà gol di Ganz. L'ha messa in mezzo. L'ha messa in mezzo. Lui l'ha messa in mezzo di testa dal secondo palo a rimorchio fondamentalmente, poi probabilmente sì, infatti non viene assegnato al momento neanche dalla grafica di Leven. Allora Buso, bello il cross lungo sul secondo palo, teso, Ganz la tocca, sì. Autogol di non si vede, sì. Panatti? Magri? Sì, gli è capitato proprio sulla coscia e l'ha girata dentro. Sì, perché la palla andava dentro in aria. Perfetto. Purtroppo diciamo che la definizione non era ideale proprio nel momento del replay qua con la connessione nostra. Sì, proprio né sul replay né sull'azione la definizione è però dovrebbe essere Magri, confermiamo. Comunque l'autogol di Magri, sì. Anche la grafica adesso ci arriva in aiuto la grafica di Leven. Dunque Lecco in vantaggio, ma ancora una volta però Ganz c'è sempre, ragazzi, sempre. Comunque come col Mantova in chiusura di tempo il gol che cambia la partita, perché insomma andare in vantaggio alla fine del primo tempo è sempre una cosa eccellente. Attenzione, gioco fermo a sinistra, viene fermato. Intanto arriva qualche spettatore in più. Diamo un paio di aggiornamenti. La Prosesto ha ribaltato con la Pergolettese in casa 2-1 e il Legnago, risultato sorpresa, vince a Padova 1-0. Tutte le altre partite sono sullo 0-0 a parte il Lecco che ha appena segnato. Peccato che insomma giustamente viene attribuito l'autorete, però insomma Ganz era lì che poteva sulla essere palla. Dici la nona rete consecutiva di Ganz, che a questo punto fa nel secondo tempo a 10 gol, la vetta della classifica marcatori è a 14, non è lontana, tutto sommato può provarci, se tiene questo ritmo ancora 10 partite, insomma ha recuperato. Bella difesa del pallone di Vasic, poi che era rimasto lì, poi Zeliak, grandi doti tecniche anche di Vasic, adesso che si ripropone a destra, ma Zeliak preferisce andare dall'altra parte, si torna addirittura indietro. Hai dato i parziali dunque del primo tempo, Beppe. Diciamo che la qualità a disposizione di Mister De Paola è in linea qualitativamente, nel senso che non ci sono giocatori di un certo livello, poi non ci sono sostituti o si fa fatica a trovare. Se non sbaglia l'uscita del Lecco, riconquista la palla Panatti, poi al limite dell'area il pallone per Ferrari che apre a sinistra, arriva Colombini di gran carriera, viene però giocata da Perna, lo porta fuori Vasic, allora ricomincia, perde un po' l'abbrivio dell'azione la Giana, che è costretta addirittura a tornare indietro fino a Zanellati. Bravo qui il Lecco a non farsi trovare impreparato.
Sì, dicevo che insomma ha trovato un tale equilibrio che qualsiasi giocatore De Paola schieri, sia in corso a partita o all'inizio, l'organizzazione di gioco e il gioco stesso del Lecco non ne risente, insomma. No, assolutamente. Tanto qui proprio Matteo ci fa vedere, poi non so se Fausto adesso riesce a far vedere Ganz che colpisce di testa, come al solito l'occhio attento della macchina fotografica di Matteo Bonacina dalla riga Monticeppi a cogliere i momenti salienti della partita. Contropiede nella zona centrale per il Lecco, proprio Ganz che fa da play offensivo, aspetta l'arrivo di Zeliak, poi Masini quasi scadere, 44-30. Lecco rallenta ovviamente adesso, finire di tempo, non ha fretta la squadra di Luciano De Paola che vuole, se c'è recupero un minuto, si accontenta di andare naturalmente negli spogliatoi sull'1-0. Masini la tocca, attenzione perché ha un po' di spazio, ora Masini centralmente al limite dell'area, se l'allunga un pochino, viene sporcata la palla. Kraja può provare a calciare da lontanissimo, la palla rimbalza davanti a Zanellati che la blocca. Ci ha provato Kraja, ce l'ha questo tipo di conclusione. Sì. Masini, nessuno si è smarcato lì per niente, nessun recupero finito, 45esimo. Dunque il tempo finisce con la conclusione di Kraja da lontano, un bel primo tempo comunque del Lecco, no? Sì, decisamente. La partita non ha avuto ritmi elevatissimi, però le occasioni, tutte le occasioni le ha avute il Lecco e... Tanto le rivediamo. Qui forse no, questo è proprio il tiro di Kraja. Io intanto uso le cuffie per a breve ci colleghiamo con Matteo dallo stadio. Ci dicevi Beppe, la Giana non ha prodotto fondamentalmente nulla quel cross su cui c'è stato quel minuto in cui si sono affacciati. Zeliak sulla riga, poi dall'angolo la palla aveva danzato davanti alla porta, poi se l'è cavata il Lecco spazzando ancora in corner, non ne hanno approfittato i giocatori della Giana. Intanto festeggiano i supporter blu celesti in curva nord. Ecco Matteo, ciao Matteo. Ciao. È arrivato proprio ancora una volta nel finire il primo tempo il vantaggio del Lecco. Possiamo dire che un po' anche a fotografare il cambiamento della squadra rispetto alla prima parte di stagione. Prima parte di stagione magari a fine primo tempo, inizio ripresa subivi, adesso sei tu che fai il gioco e fai il gol nei momenti decisivi della partita. Sì, ma anche perché il Lecco oggi è partito, ne parlavo qua con il collega Sandro Menegazio. Che salutiamo. 20 minuti abbastanza scolastici, secondo me poi è cambiato passo e non se n'è più stata proprio dal punto di vista dell'intraprendenza, della predominanza territoriale, dell'occupazione di una delle due metà campo che ovviamente era quella offensiva blu celeste. Proprio si è visto che la Giana ha capito la malparata, ha tirato lì il pullman, ha messo lì il pullman e ha detto vabbè, speriamo di portare in porto qualcosa, poi dai, di mezze occasioni ne abbiamo avute parecchie in questo primo tempo, poi occasioni vere nessuna, mezze occasioni tante, giustamente direi siamo in vantaggio 1-0 perché tutti lo meritiamo. Assolutamente, poi arriva con l'autogol, però insomma anche nell'azione dell'autogol, bello cross di Buso, forte e potente sul secondo palo, Ganz come al solito c'è sempre lì, poi un po' di fortuna per carità. È vero, dici bene, perché non ci sono state grandissime occasioni, abbiamo concluso tanto anche da fuori, questo è un po' una vera novità di giornata, no? Rispetto al solito abbiamo tentato quantomeno di calciare molto di più dalla distanza. Sì, diciamo che la partita lo richiedeva, perché oggi era veramente difficile trovare, che loro veramente quando parlo di pullman intendo averlo messo sulla linea dell'area piccola, quindi veramente è stato obbligatorio andare a calciare da fuori. Poi i tiratori li abbiamo, Traia, Masini, anche Buso. Ecco, c'è stata l'occasione di Buso, il tiro migliore da fuori. L'abbiamo appena rivisto noi sui nostri schermi, è veramente bello. La palla si è abbassata all'ultimo, si è girato tanto, non fuori di molto. Ti aspetti anche poi nella ripresa qualche cambio per gestire le forze? Saranno poi domenica 5 gare in 2 settimane. Sì, può essere, nel senso ci starebbe magari cioè siamo stanchi noi, figuriamoci esatto, non penso che Buso finirà la partita, sono onesto. Secondo me probabilmente in corso d'opera un cambio con Nesta potrebbe esserci, o piuttosto che con l'inserimento di Enrici o chi per lui sulla sinistra l'avanzamento di Capoferri, che è uno di quelli che ha giocato meno comunque dal punto di vista del minutaggio
tra i titolari. Sicuramente qualche cambio ci sarà. Anche Ganti comunque mi sembra abbastanza sulle gambe, meno brillante. Certo, poi sì. arriva una palla e comunque fa in modo che questa finisca in porta. Con una palla fa almeno mezzo gol. Senti, dammi un voto e parlami comunque magari anche con un numero, però fotografiamo un attimo la prestazione di Vasic in questo primo tempo. Sì, 6, 5,5 primi 20 minuti e 6,5 quando ha cambiato passo, perché poi ha preso fiducia, ha preso coraggio, ha fatto 2 o 3 percussioni interessanti, la media vedo un 6. Fa vedere di avere grandi doti comunque, si intravedono. Sì, 2 o 3 volte ha proprio cambiato passo da fermo, lasciandoli il diretto marcatore, quindi le doti si vedono più che si intravedono. Sicuramente a 18 anni hai bisogno sempre di una giocata che ti sblocchi un po' mentalmente prima di iniziare a ingranare. Va bene Teo, ti ringraziamo, ti lasciamo lì nell'intervallo, ci ritroviamo al termine della partita. Va bene, a dopo. A dopo. Ciao. Grazie Matteo. Ciao. Noi rientriamo, ci prendiamo un piccolo break, torniamo tra 7-8 minuti insomma per raccontarvi il secondo tempo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. And I'm feeling Less normal, more mocca. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Buonasera dalla redazione. Apriamo con la crisi in Ucraina. La tensione resta altissima all'incontro con il presidente americano Joe Biden, preannunciato come imminente dall'Eliseo, è stato definito dal Cremlino prematuro. Anzi, mentre la Casa Bianca ribadisce che un attacco estremamente violento contro l'Ucraina è possibile nelle prossime ore, e mentre Kiev chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU, Vladimir Putin chiarisce alcuni punti nel corso della seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza. Prima di tutto, dice, gli accordi di pace di Minsk non hanno nessuna prospettiva di applicazione, e prosegue scongiurando l'adesione dell'Ucraina alla NATO. E ancora, le repubbliche autoproclamate del Donbass chiedono al leader russo di essere riconosciute. La decisione verrà presa in base agli sviluppi della situazione e potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I venti di conflitto armato in Ucraina pesano sulle borse europee, che hanno concluso in chiaro ribasso. Parigi, Francoforte e Amsterdam hanno perso 2 punti percentuali, Madrid l'1,1%, con Londra che ha provato a contenere le perdite in calo finale dello 0,4%. Seduta pesante per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB ha concluso in ribasso dell'1,72%. Passiamo all'emergenza sanitaria. Sono 24.408 i nuovi casi di Covid individuati oggi in Italia. Il Ministero della Salute comunica inoltre altri 201 decessi. Il tasso di positività scende al 10,5%. In calo le terapie intensive, mentre i ricoveri negli altri reparti crescono di 91 unità. Il generale Figliuolo intanto annuncia dal 1 marzo al via la 4ª dose per i fragili, e dentro il fine settimana arrivano anche 1 milione di dosi di Novavax. Nel Lazio sarà possibile prenotare per questo vaccino sia per la prima che per la seconda dose a distanza di 3 settimane già dal giovedì 24 febbraio. 4ª dose del vaccino anti-Covid in arrivo da questa primavera invece in Gran Bretagna per gli over 75 e per le persone vulnerabili dai 12 anni in su, parallelamente ai programmi sul superamento di tutte le restrizioni. Lo hanno deciso i consulenti governativi della campagna vaccinale, le cui raccomandazioni verranno trasformate più avanti in date precise dal gabinetto di Boris Johnson. Il calcio si chiude con i 2 anticipi del lunedì, la 26esima giornata di Serie A. In campo dalle 19 Cagliari-Napoli, inedito appuntamento per una sfida delicata per la classifica. In caso di vittoria i partenopei potrebbero agganciare il Milan al primo posto. Alle 21 c'è invece Bologna-Spezia. Le squadre di Mihajlovic e Thiago Motta, divise soltanto da 2 punti in classifica, si sfidano nel Monday Night con l'obiettivo di portare a casa i 3 punti. Al Dallara rossoblù senza Medel, Svanberg e Nico Dominguez. Nello Spezia squalificato Amian. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Sta per ricominciare la partita mentre noi ci sollazziamo con i test della Formula 1, i primi, a guardare i tempi della oggi Ferrari. al Montmelò erano, se non sbaglio. Sì. I primi stagionali, vediamo se la Ferrari sarà della partita quest'anno per il mondiale. È sicuramente in partita il Lecco, che in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Sì, non ho visto che è uscito, entra sicuramente Palazzolo. Adesso magari la grafica di Leven ci aiuta a capire chi è uscito. Va nella posizione di Ferrari. Centro-sinistra, forse Ferrari? Vediamo A se centrocampo. non c'è No, più- Ferrari c'è. Forse Acella. Acella. Adesso controlliamo. Sì, Ferrari è venuto di qua. Aspetta, però, Acella, sì. Due sostituzioni. Acella è uscito, è entrato Vono, e Pinto è uscito, è entrato Palazzolo, parrebbe. Dunque Acella per Vono e Pinto, che si è visto poco, Sì. Sì, di là hanno fatto poco. Solo un'azione. In generale neanche di qua hanno fatto di più. No, però- di qua non hanno fatto 2-0. Cioè, non è che... Non prestazione Pinto indimenticabile. è uno ecco, degli storici della Giana, sarà a 10 anni, ancora quando giocavano in eccellenza. È ricominciata la partita al 45esimo, Lecco che ci prova subito a calciare il pallone lungo per Nepi, allora lo spazza via Bonalumi, con palla che arriva al Bertacchi fondamentalmente. Sì, lì vicino. Sì, supera la tribuna. Rimessa laterale già battuta, Capoferri, l'Arpiona, lo scambio con Nepi, poi prova a ripartire, attenzione Perna, il contropiede, bravissimo Marzorati con il tackle a centrocampo, ferma un'azione potenzialmente pericolosa della Giana, che dunque ora va sicuramente con una... Ma vediamo se cambiano l'impostazione della partita, perché sì. il primo tempo è stato il puro attendismo, difesa senza nessuna velleità di attacco. Adesso, essendo sotto 1-0, la Giana dovrà quantomeno cercare di cambiare il volto della partita, e già lo sta facendo. Infatti Bono si è messo largo a destra, entrato dalla panchina. Al posto di Pinto allora. Sì. Il Palazzolo dovrebbe essere andato dall'altra parte, suppongo. Beh, attenzione al cross. Attenzione al cross lungo. Pissardo la fa Bravo. sua in uscita. Dato molto alto il portierone del Lecco, nessun pericolo per lui, rimane un po' a terra. Sì, perché è stato Colpo al colpito. Sì, Si è insaccato un po', vediamo. No, Cross dalla sinistra. sembra che gli sia Saltato rovinato addosso, sì, col Sì, gomito. col gomito lo tocca, perché si appoggia sulla schiena col gomito, probabilmente lo tocca un po' sul collo, zona collo, Pissardo, però niente di grave naturalmente per il portierone bluceleste, che può andare al rinvio. Beh, se il canovaccio della partita cambia con la Giana Erminio che cercherà di spingere di più, ammonito Ganza. Ganza, sì. Calcio di punizione per la Giana, il fallo è andato a saltare. Sì, una manata. Una manata in faccia, sì. Un po' scomposto qui, Ganza. Sì, col gomito un po' aperto. Ammonito anche. Sì, ammonito Ganza. È già il terzo della partita, 2 per il Lecco, Ganza e Battistini. Si potrebbe prospettare qualche contropiede, insomma. Sì, perché ora pare avere la Giana alzato un pochino i ritmi, prova a tenere più palla, quantomeno la formazione di Contini, ma non è semplice, perché lei comunque è ben messo in campo oggi. Lecco è messo bene, non ha concesso nulla, e anche in questo caso insomma sono trascorsi 3 minuti e già la Giana fa fatica, insomma, a proporsi in avanti, perché il Lecco non gli vuole dare spazio per impostare la partita.
assolutamente ci prova. Ora a destra il Lecco, Vasic difende bene il pallone, 1-2 con Ganz, si ripiazza la difesa della Giana. Vasic prova a cambiare tutto su Buso a sinistra, attenzione alle squadre ora un po' lunghe, dall'altra parte subito Perna, c'è la sovrapposizione, la palla per Bono che la mette lunga dall'altra parte del campo, non ci sono compagni, la palla però è sempre nei piedi dei giocatori della Giana, il cross dentro, Marzorati allontana di testa, prova a ripartire Vasic ancora una volta, però fermato un po' troppo tenero qui Vasic, attenzione a Bono sulla destra, punta il fondo, dentro pallone teso, il colpo di testa ancora una volta di Masini ad allontanare, poi la conclusione deviata di Palazzolo. Buon momento per la Giana. Sono partiti bene. Sì, azione tambureggiante, 2 cross e un tiro da fuori, insomma ce la stanno mettendo tutta. Il Lecco deve stare attento a non commettere errori e soprattutto leggerezza in difesa, come in questo caso, un rinvio che per fortuna è rimpallato sulla schiena di un avversario, rimessa dal fondo per il Lecco. Allora, diciamo che anche in questo momento qua la Giana ha spinto ma non ha creato occasioni, ecco, no? Un po' il film del primo tempo, se vogliamo. Adesso ha iniziato ovviamente meglio, ha iniziato, vabbè, ma diciamo che è quasi meglio che parte un po' così, perché magari ci lascia qualche spazio in più per andare a ripartire. Logico, il gol fatto fine primo tempo ti permette poi di avere questa situazione che loro devono aprirsi un po' di più e tu puoi andare un po' a trovare. Deve stare attento, tanto Buso finisce a terra, si prosegue per il vantaggio, deve stare un po' più attento Vasic, che abbiamo visto. Sì, consapevole dei propri mezzi, a volte esagera nelle giocate. Tanto qui bella l'azione sulla destra, se non sbaglio proprio lui, vediamo, rimessa dal fondo. Sì, però c'era una spinta piuttosto, insomma, evidente, sì, davanti al guardalinee proprio, però non la giudica, non la giudica dal lato distinti, non la giudica degna di punizione. Sicuramente l'ha vista a 1 metro l'ha vista talmente in alta definizione che non è riuscito a capire se era o no. Intanto a destra fallo, a destra la Giana ci prova a distendersi con la rimessa laterale già battuta, lunga da Bono, ancora rimessa laterale, e loro spingono adesso. Ora ci provano, attenzione con Perico che va al cross, il tentativo di colpo di testa, la palla rimane lì, poi da fermo calcia Corti nel cuore dell'area con la palla che finisce fuori di un paio di metri. Vediamo, purtroppo non ci aiutano le immagini. Un po' più grosso, Corti è più piccolino. Non lo so, non si capisce bene il numero. Da terra comunque poi riesce a girarsi con il mancino a calciare. Questa è perna, È andato a calciare, dunque tentativo verso la porta di Pissardo, un paio di metri abbondante fuori, no? Però insomma è riuscito a creare pericoli. Il Lecco ci prova sulla destra con Nepi si accentra, ne porta via 4, subisce fallo, calcio di punizione. Bravo dai 18 metri. Questo è cartellino, vediamo. No, non c'è cartellino, però bravo Nepi nella difesa del pallone. Battistini per non farlo a metà campo è proprio saltato in groppa. È stato bravo perché si è portato palla sul destro, se l'è portata a sinistra, si è centrato, ha subito fallo. Adesso 52esimo, una punizione da posizione favorevole. Forse Buso, secondo me. Siamo ai 20 metri circa dalla porta, barriera di 4 uomini. Vediamo chi va a calciare. Probabilmente Buso, c'è solo lui sul pallone, vediamo se va col destro, dai Nicolò che ce l'hai, quel calcio, va Buso, la palla si abbassa ma tanto così dal palo. Peccato perché è calciata bene, a superare la barriera la palla si abbassa subito, rimbalza vicino al palo ma leggermente fuori, ha girato 20-30 centimetri, diciamo così. Dai. Buona soluzione di Buso. Peccato, poteva essere da calcio piazzato l'occasione per il raddoppio del Lecco, invece no. Sì, che avrebbe addormentato
pressoché definitivamente la partita. Sì, manca ancora tanto, ovviamente che siamo al 53esimo, però insomma sul 2-0 potevi iniziare, avresti potuto iniziare a gestirla in maniera diversa. Con quello che ha fatto finora vedere la Giana, insomma, si poteva stare molto tranquilli. Adesso non dico che si rischi, perché insomma gli avanti della squadra di Gorgonzola non è che abbiano messo in mostra una particolare pericolosità, no. Però bisogna sempre stare attenti, perché una distrazione, un errore possono essere sempre dietro l'angolo, e poi avendo fatto fatica a passare in vantaggio stante la chiusura degli ospiti. Fallo qui su Vasic, no. Continuando a nominare Gorgonzola a ora di cena viene una certa fame. Un panino, sì. Comunque 1-0 Lecco al 54esimo, poco fa la bella occasione di Buso su calcio di punizione con il destro, palla che è scesa proprio sul palo alla sinistra di Zanellati e ha sfiorato proprio il montante. Il ritmo è calato, palla nei piedi dei difensori della Giana che ora lanciano lungo, ma c'è il colpo di testa di Marzorati che poi allontana. Ci vediamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, 55 sul cronometro, 1-0 Lecco. Un secondo tempo che non si discosta, sì, non si discosta molto dall'inizio della partita, fondamentalmente nei ritmi bassi. Intanto ha pareggiato il Padova. Pareggiato il Padova con il Legnago. Chirico, eccolo finalmente il gol di Chirico che torna a segnare. Nel derby veneto con il Legnago, che era andato in vantaggio nel corso del primo tempo, ci prova a sinistra della Giana, ma con poco ritmo, il Lecco si piazza, si rimane allora a centrocampo. Comunque giro palla tra i difensori, poi lancio lungo. Loro non è che brillino per trame di gioco, che delle volte sono palle lanciate lunghe per vedere un po' cosa succede. Poi vicino all'area, attenzione, adesso al limite dell'area interviene la difesa del Lecco che allontana. Sì, vicino all'area qualche triangolazione gli riesce, però fino adesso la difesa del Lecco ha fatto buona guardia, e vediamo. E però sono quelle partite di cui non mi fido mai, no? No, assolutamente, perché come dicevo è un attimo distrarsi e poi si complica. Lancio lungo sulla destra, entra in area Vono cerca di giocare, la palla è uscita, sì. Una difficile giocata all'indietro, la palla però lo ha scavalcato ed è finita fuori in lunghezza dal campo. In panchina per le due formazioni Contini può, oltre ai due entrati Vono e Palazzolo, può contare su Casagrande, portiere, Magli, Carminati, Piazza, Niccolò Corti, trascorsi lecchesi, lui lecchese, no? Sì, giocava a Monza Stradonile. Cafferri, D'Ausilio e Abdoulaye Touré. Per quanto riguarda invece il Lecco, che ancora non ha provveduto a cambi, lo ricordiamo, Libertazzi, Ciancio, Enrici, Petrovic, tanto all'indietro, sì, col ginocchio per Pissaldo che può giocarla con le mani. Purro, Merlisala, Morosini, Nesta, Sparandeo, Sberla, Italeng. Morosini un po' diciamo chi l'ha visto, no, mister, in questi ultimi 2 mesi. Sì, lui centralmente il lancio, attenzione nel cuore dell'area, la conclusione alla grande parata di Pissardo, 2 volte a dire di no, e poi colpo di testa alto, clamorosa occasione, la migliore della partita, doppia per la Giana, ma c'è in porta Pissardo che dice no. La rivediamo, lancio lungo di Perico, la conclusione di Corti, la prima parata col destro e poi col sinistro, fa scudo. Cosa vuol dire avere appassandosi, mamma mia, cosa che vuol dire Pissardo. avere un portiere così? Cioè, questa qua è un'occasionissima, proprio clamorosa quello occasione. Che si diceva, un attimo di distrazione, palla in mezzo
due tiri proprio, io l'ho vista dentro, francamente è stata difficilissima. Questa è una avvisaglia, ragazzi, bisogna stare attenti, perché mi è sembrato che il Lecco volesse addormentare la partita, ma non puoi permettertelo, anche se la Gian Erminio non ha dimostrato un granché in avanti, però basta la volontà e a volte non la buttano cosa ha fatto mai via, Pizarro? No. Clamoroso, no? Adesso stanno giocando meglio, non la prende i due buttano mai Vono via. ha dato una scossa, lì a destra, fuori gioco. fuori gioco, però davvero cosa ha fatto Pissardo? Io ho ancora negli occhi il doppio intervento di Via, ho visto Golli, perché allora palla di Perico dalla tre quarti centrale, e Corti taglia tutta la difesa dell'Ecco, si trova di fatto tu per tu con Pissardo, diciamo così, può calciare col destro, Pissardo para e poi sul tap-in arriva ancora col mancino praticamente a gol fatto Corti, e abbassandosi facendo scudo, proprio la blocca col petto fondamentalmente, no? Pissardo, grande intervento doppio del portiere dell'Ecco che salva il risultato alla 59esima ora. Noi. Dai ragazzi, riportiamoci in avanti, teniamoli lontani. Però se avevamo unito Ganz prima dovevamo unire anche questo, perché l'abbraccio l'ha tenuto alto. Clamorosa veramente parata di Pissardo. C'è un cambio nelle file dell'Ecco, perché entrerà Petrovic e chi esce? Nipi? Nipi, secondo me sì. Si è uscito un po'. O Ganz magari, perché può essere stanco, però insomma Ganz io ci La penserei. partita non è ancora chiusa, Ganz lo terrei dentro ancora. Sulla destra il Lecco prova con Nepi proprio. Vediamo se il suo ultimo pallone, no, comunque 60esimo, credo che uscirà adesso, rimane laterale. lì, va al centro dell'area, c'è anche Ganz. Ecco, può giocare questa rimessa laterale in zona d'attacco, presumibilmente butterà dentro un pallone. Forza ragazzi. Vediamo Ziliak, la batte corta, lì a destra, il tentativo di servire Nepi, poi palla ributtata nel cuore dell'area, però facile la preda di Zanellati, che può andare a rinviare, va con le mani a servire Perico, Ripartenza. che la mette Attenzione. lunga, c'è un tocco ma non si concretizza l'azione, e allora Vasic, anzi Buso, va a prendersi il fallo. Vediamo se c'è Loro giocano la meglio, si sostituzione, giostrano no? meglio sulla destra. Sì. Vediamo se esce proprio, sì. E allora sarà Nepi a lasciare il posto a Petrovic. Prima sostituzione per quanto riguarda ecco, la partita di Nepi. Insomma, sufficienza Stiracchiata, proprio tirata. La prima metà del primo tempo bene, poi man mano La scemata. sensazione sì. è che è un attaccante che fa grande lavoro, ma veramente per trovare un gol sia estremamente difficile. Adesso però Petrovic deve dimostrare insomma sì. di essersi ripreso e di fare qualcosa. Perché le ultime sennò- partite sono state molto negative Sì, di Petrovic. sì. Deve dimostrare, quantomeno dal punto di vista dell'impegno e della volontà, di poter rimettere in gioco il suo ruolo da titolare, perché dall'arrivo di Nepi l'ha pressoché pregiudicato e perso. Perico intanto va a salvare il pallone sulla linea dell'auto, la perde, però l'Ecco, ingenuità colossale, entrano in area i giocatori della Giana, la conclusione quasi gol, va fuori di pochissimo con il destro. La Pissardo conclusione si arrabbia tantissimo. sì, vediamola, perde palla Capoferri, poi Vono la mette dentro e arriva alla conclusione di prima intenzione sfiorato di il palo, Panatti, che sfiora il palo. Che ingenuità Capoferri, gli aveva regalato palla Perico, lui ha cercato un dribbling di troppo. Cioè vedi, questo è emblematico, quello che dicevo prima, basta un errore e ti pregiudichi la partita, non possiamo permetterci, abbiamo faticato tanto per passare in Ancora vantaggio. Giana, scusa Beppe, ti interrompo, cross dentro, il colpo di testa, Pissardo non è riuscito a dare forza al colpo di testa lì, molto, Palazzolo forse, e Pissardo si arrampica a prendere questo pallone, non un gran pericolo ma potenziale, perché saltano in due, nessuno riesce a dare forza al pallone. Pissardo può fare qualche passo a sinistra e andare ad abbrancare questo pallone, però insomma stanno creando situazioni pericolose i giocatori della Giana.
dopo la doppia occasione Anche invece questo pericolosissima di rinvio. Corti. Ragazzi, bello, ripreso la palla, dai. Ancora Buso centralmente, bello il pallone per Petrovic, dentro il pallone filtrante per il movimento di Ganz, a momenti riesce a servirlo con i giri giusti, anzi era Vasic che tagliava da destra verso il centro. Bella questa imbucata, peccato che sono arrivati, ha capito il taglio e l'hanno intercettato. Buona la lettura, intanto qua c'è l'arbitro che fa cenno alla panchina di un altro pallone perché si è perso quell'altro o comunque sgonfio, non si è capito, non c'è più. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Insomma, una situazione al 64esimo che si fa via via pericolosa per il Lecco perché la Giana ha preso fiducia e campo. Sicuramente le due sostituzioni mister di Palazzolo e Vono hanno dato qualcosa in più equilibrio alla squadra. Intanto scintille tra Vono e Buso, si alzano i panchinari della Giana che vanno Buso duro su Buso. Ancora, mani sul collo di Buso qua, però adesso è Perna, cioè non è che si può proprio far tutto. Sì. Buso continua a parlare, però insomma qua Perna gli mette le mani sul collo. Continuano a beccarsi con, non ho visto, Battistini. Sì. Vabbè, qua tensione, momenti di tensione. Sale la posta in palio, siamo al 65esimo, il momento migliore della Giana. Il Lecco sta un pochino soffrendo, ora fatica a ripartire. Vediamo se ce la fa ora con Vasic sulla destra. Conquista un ottimo. Dobbiamo stare attenti, non farci innervosire, giocare, che sappiamo giocare la palla. Dobbiamo riconquistare il gioco perché gliel'abbiamo ceduto dopo i primi 5 minuti. Praticamente il filo conduttore della partita è passato alla Giana Erminia e infatti 2 o 3 occasioni le hanno avute. Adesso siamo in sofferenza. Sì, perché la palla è quasi sempre, la tiene molto più la Giana, che ha riconquistato un buon palleggio. Spazza Buso, alza il campanile. Uscito anche i centrocampisti Caragia e Masini hanno perso un po' le misure, no? Perché stanno toccando tanto brutto scontro di gioco, rimane a terra un giocatore del Lecco, è andato in scivolata in anticipo, si è fatto male, vedo subito cenni forse verso la panchina. Allora c'è un cambio nelle file della Giana. Sì. Vediamo chi è rimasto a terra del Lecco, scusa perché non si vede qua. Vasic forse? Esce Corti, entra Corti, Nicolò Corti, vabbè. Cambia tatticamente ma non nel nome. È più un attaccante esterno. L'anno scorso era la Castellanzese. Forse la Perna che rimane centrale come riferimento. Corti ha avuto una sua bella occasione ma ha trovato davanti a sé un colossale Pissardo. Sì, praticamente gli ha negato 2 volte la possibilità di andare in rete. Adesso, dai ragazzi, 67esimo, in attesa che il gioco riprenda. Tanto Eleven ha fatto Vasic, proprio lui si alza, speriamo non sia niente di grave. No, sembra vediamo uno scontro di gioco, però si è ripreso, sì. Vasic, che lo ricordiamo per i nostri anche amici a casa, che molti lo sapranno, però giocatore italiano di nazionalità, di origine ovviamente straniera, ma di nazionalità, nato comunque in Italia. Dai ragazzi, bisogna riuscire dalla nostra metà campo e mettergli pressione. 68esimo, sempre 1-0
per il Lecco. Giana che però sta prendendo coraggio e fiducia alla sinistra. Rimessa laterale. Al di là della connessione che va un po' a scatti, oggi va e viene la definizione, ma sembra più buio, Sì. c'è più qualche magari riflettore che si è spento, chissà. Ferrari, centrale, Attenzione. ha un po' di spazio, cerca Bravo. l'imbeccata, Fallo. qui c'è fallo, tutta la vita di Perna, dai, sì, calcio di punizione fischiato. Abbiamo visto anche su qualche sito online che citava Perna come l'occasione doppia su cui Pissardo è stato strepitoso. A me però è sembrato Corti a vederlo da qua, anche come linguaggio del corpo, come movenze, però vabbè. Sulle scarpe uno dei Corti li aveva gialle e Perna bianche. Ne rivediamo poi alla fine del replay, sì. Grande palla arpionata lì davanti alla tre quarti. Confusa, prova però la Giana. Tengono palla, sì. Non riusciamo a portargliela via. 69esimo, Lecco fatica tanto a tenere il pallone, a riconquistarlo, a tenerlo. Sono proprio spariti dal campo sia come gioco che come pressing. Loro intanto però io mi aiuto sempre. Ci stanno facendo ballare. Sbagliamo anche gli anticipi. Adesso vediamo, mettila giù. No, fase confusa di Vediamo se gioco. Matteo ci aiuta dallo stadio a capire se era stato giusto Corti o Perna a calciare, perché proprio il replay non ci ha aiutato a capire. Poco cambia, nel senso che Pissardo è stato strepitoso in entrambe le occasioni, però ci è venuto ora il dubbio. Capoferri la alza in anticipo, rimate fuori Masini, ma il Lecco fatica veramente a uscire. Ora lo scambio tra Vono e Perico, poi ci stanno facendo ballare. Panatti porta palla, Palazzolo che allarga, tiene bene la palla, ancora Palazzolo all'indietro per Ferrari, ora larghissimo a destra, grande fraseggio dei giocatori della Giana. Sta spendendo tanto ora anche il Lecco a cercare di chiudere le linee di passaggio un po' in maniera infruttuosa. Stiamo correndo a vuoto, Sì. non riusciamo a intercettare la palla. Perico, poi Vono anticipato bene da Kraja, calma ragazzi. palla buttata lunga a cercare Petrovic, però qui difficile. Ma questo ti dà l'idea che così. siamo in difficoltà perché conquistiamo palla e poi la spariamo su in attesa. Intanto Matteo dallo stadio ci dice che anche a lui è parso comunque Corti aver calciato, quindi Stavo dicendo che buttiamo sulla palla perché abbiamo perso l'ordine e l'organizzazione di gioco. E sembra quasi che abbiano paura di, insomma, 70esimo. mancata un po' la fiducia. Ora no, non arpiona Petrovic questo problema, poteva diventare importante gestirlo. Tononi che arrivava dalla destra sulla tre quarti, centrale. Il Sardo rilancia in maniera un po' sbilenca qui. L'unica imperfezione finora nella partita di siamo un po' stanchi Marco in mezzo. Pissardo. Sì, abbiamo perso Qui c'è il cambio in mezzo, che non c'è l'ora, giusto? Abbiamo perso i collegamenti fra le zone del campo e non c'è un centrocampista. Tanto fallo su Ganz, meno male. Viene molto indietro a prendere il pallone. Intanto abbiamo Fausto che perfeziona un messaggio che non abbiamo capito dalla regia. 71esimo. Sì, l'unico centrocampista è Sberna, che è un 2003. Entra Morosini, dici lo abbiamo rianimato citandolo prima? Sì. È tanto che non si vede in campo Morosini, adesso vediamo anche il posto di chi. Toglie una punta, toglie Ganz. Toglie Ganz e può essere. rimpolpa un po' il centrocampo. Può essere. Sì, perché sennò stiamo subendo troppo in mezzo. Calcio di punizione intanto per il Lecco con calcio di punizione guadagnato bene sulla destra. Siamo poco più in là del centrocampo. L'unico centrocampista in panchina è Sberna, che è un primavera 2003. Sberna è il regista della primavera, chissà che non ci possa essere qualche minuto anche per lui, però tanto sulla destra ha già battuto. Bello. Vasic. No. Tocca il pallone per saltare un avversario, ma il campo è finito. Come in questo caso è esagerato, vedi, lui pensava di poter saltare l'uomo e crossare, ma ha saltato anche il campo. Sì, però in questo caso doveva forse giocarla meglio, senza il forse, perché ha confidato troppo nei propri mezzi e abbiamo perso malamente una delle pochissime possibilità d'attacco.
Intanto ci prova la Giana, ma Kraja non devi perdere palla, bravo il dribbling secco, attenzione se c'è campo per il contropiede del Lecco, dopodiché andremo in pausa. Ci prova sulla destra il Lecco, vediamo se c'è il pallone per Ganzi, il tacco di Ganzi a metà strada tra Buso e Kraja. Doveva fare il velo. Sì, poi gioco fermo. Fuori gioco, no, rimessa laterale per il Lecco, anche secondo me, vediamo. Bello il pallone dentro di Vasic, poi il sacco di Gantz, ma se non gliela tocca ce l'ha dritta sì. davanti al portiere. Niente, palla buttata direttamente in curva nord, pausa per noi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci con la conclusione di Buso che si accentra da sinistra, al limite dell'area, destro rasoterra però centrale, nessun problema. Rivediamo, per Zanellati tira un po' ciabattato qua di Buso, però torna a farsi vedere dalle parti di Zanellati il Lecco. Ragazzi, dobbiamo... Al 74esimo. Loro arrivano, superano la metà campo e fanno il lancio lungo per gli esterni per vedere insomma di riuscire poi a liberarsi e a crossare in mezzo. Non è che abbiano dalla metà campo e dalla tre quarti queste grandi trame, però alla fine si sono resi pericolosi, non c'è poco da dire. Noi li abbiamo, non so se per stanchezza, ma questo vale anche per loro, perché insomma le partite le hanno giocate. Un po' di merito anche a loro comunque. Certo, infatti. No, sono cresciuti molto. Anche loro, sì. Che hanno sbagliato pochi passaggi. Attenzione. Nella ripresa, attenzione, allargano il gioco ancora a sinistra. Cross lento e morbido, colpo di testa. Pissardo non si fida, la tocca in angolo. E comunque ce n'erano 4 in mezzo. Sì, ma come è andato? È andato a saltare 4 e noi 3 centrali, tutti e 4 assieme. Noi eravamo se non sbaglio tocca Palazzolo forse o Panatti, adesso non ho visto bene se è il 20 o il 28, però Pissardo non si fida, la tocca, era una palla in offensiva ma la alza sopra la traversa in calcio d'angolo, già sfumato. L'occasione per la Giana. Su quel cross lì sono saltate le nostre marcature perché eravamo un po' distanziati. Si tornano indietro allora dal giro palla tra i difensori centrali della Giana. Lancio lungo a sinistra, l'ultimo tocco è di un giocatore del Lecco. Attenzione perché può rimanere in avanti la Giana Erminio. 76esimo. Andiamo a vedere anche un po' cosa succede negli altri campi. Dobbiamo stare attenti in mezzo all'area perché ho visto molto coordinati sulle marcature, con il cross in mezzo, vabbè, liberato e non riusciamo. No. Sì, però rimessa nostra. Sì. Siamo riusciti a ripartire, però guadagniamo quantomeno la rimessa laterale. Tanto se mi aggiorna il computer, mi aggiorna i risultati di oggi. Allora, 1-1 tra Padova e Legnago, l'avevamo detto. Triestina in vantaggio a Piacenza 1-0, 2-1 dalla Prosesto che ribalta la Pergolettese a Sesto San Giovanni. Riuscire a fare un gollettino adesso e li mettiamo. Caverzasi e Marchesi. Mettiamo tutti a dormire. Marchesi ex. Cosa ha sbagliato la rimessa? Sì. No, non ci posso credere. No, buon giocatore, ha fatto intravedere buone cose 2 anni fa, giusto? Sì. A Lecco, rimessa Giana. L'arbitro ha invertito la rimessa perché battuta male, non ho visto, scusa, sì. Commesso fallo di rimessa. Cose che io rimango sempre un po' basito quando le vedo nei professionisti, però insomma. Ferrari, Panatti, bella l'aggressione di Petrovic che riconquista il pallone, fa attenzione che sei Masini. marcato, fallo.
No, non c'è fallo, incredibile, in 3 lo atterrano, vabbè, niente. Vono dalla destra, il traversone sul secondo palo, Zeliak di petto, bravo Zeliak che fa uscire Vono è entrato Vono è entrato molto bene, lui perché non cambiato passo di sì, destra, pinto. Comunque i pericoli stanno venendo dagli esterni, da lui soprattutto. Vono bene. Rilancio di Pissardo lungo a cercare Petrovic che poco fa ha conquistato un bel pallone, fatto vedere quantomeno, come dici tu Beppe, la voglia, no, di spendersi. Sì, deve svegliarsi, deve fare qualcosa, se no si gioca, già si è giocato un pezzo di maglia da titolare. Entrano Morosini e Nesta, ci fa cenno Fausto dalla regia. Morosini. Uscirà Vasic e Ganza. Sì. Siamo al 79esimo, insomma, vediamo più Vasic che Buso, Buso deve ancora un po'. Anche se Buso magari è un po' più però non so, vediamo. Sono calati entrambi nella ripresa. Siamo un po' spariti davanti, d'altra parte se non li appoggi col centrocampo hai voglia di cercare palloni e giocare. Noi abbiamo concesso tanto fino ad ora alla Giana. Eccolo qua. Riconquista palla Lecco, dai Ganz, vediamo se c'è contropiede. Petrovic è partito, veloce, però un po' troppo tempo per far ripartire l'azione. Vasic a destra, tiene palla, prova a calciare, bello, va lontano dal palo, alla destra di Zanellati. Fatto bene questo conclusione. È stato un po' egoista, ma si è creato bene lo spazio per il destro Vasic. Rivediamo. Dalla tre quarti si accentra, non ha l'aggressione degli avversari, l'MLM si avvicina e poi dal limite dell'area scocca un bel destro. Sarebbe piaciuto vederla da dietro quanto è andata lontano dal palo. Lecco non è riuscito a fare le sostituzioni. Adesso ancora la Giana Arminio in avanti, ci fanno ballare purtroppo. 80esimo, dai ragazzi, 10 minuti. Tengono molto palla bene, lunghi, a sinistra Palazzolo difende bene la palla, poi col tacco addirittura si concedono finezze, riesce però ad anticiparlo benissimo e poi ancora loro Masini, poi Lecco, dai che c'è spazio per Petrovic, cambiala, steso, qui giallo, arriva subito giallo su Bonalumi, si passa lì porta. È un contropiede steso proprio a metà campo. Lui e Ganza se ne stavano andando. Bonalumi, era un'occasionissima per noi, una delle forse uniche di contropiede. Fuori Ferrari entra Cazzulo, scusa, Cazzola. Ah sì, beh certo, sì, Cazzola. Non avevo letto bene senza la distinta. No, beh, Cazzola, classe 85, un giocatore di grande esperienza. Ture che entra al posto di Beppe, visto tu che è uscito? Sì, era quello aiutami. È un po' vago così. Sì, è quello che ha preso per la gola Perna. Sì, quello che aveva preso. Allora, dunque fuori Perna, dentro Touré. Lecco non ancora. E fuori anche Ferrari per Cazzola. Tanto esce Capoferri per Enrici. Prima è uscito Buso. Per? Cosa abbiamo fatto? Nesta. Sì. Dunque abbiamo visto giusto, rimane in campo Vasic. E c'è Buso fuori, allora rimessa calcio di punizione già battuto del Lecco, ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. È andato subito a calciare
Chi è andato a calciare? Non è Morosini, se non è entrato? Nesta. E tra l'altro ha rimbalzato poco prima del portiere. No, mi ero perso, pensavo che fosse entrato durante la pausa anche Morosini, ma tiro da fuori area. E la respinta, poi Vasic va a calciare altissimo. Vasic che ora è andato a sinistra dopo l'uscita di Buso. Però insomma negli ultimi 10 minuti solo Lecco nelle conclusioni. Prima con Buso, poi Vasic e poi ancora con Nesta appena entrato. Sì, che è rimbalzato poco prima del portiere e ha avuto molta difficoltà nel respingere. Con un rimbalzo un po' fasullo poteva anche sorprenderlo. Mi sembra che Vasic stia leggermente zoppicando. Dici? L'ho visto prima un po' sofferente, adesso non è inquadrato. Ecco che si è affilato tanto, ovviamente, visto l'assetto prevalentemente difensivo della Giana, che ora svirgola il pallone a destra con Buono. Per fortuna finisce fuori. Giana che ci sta provando, dunque prova tanto. Sì, calata. È calata un po'. Sì. Si affida ai tiri da fuori. Ha fatto quei 10 minuti, adesso mi sembra un attimino in difficoltà. Esaurito. Difficoltà proprio di fiato. Lecco tiene sempre. Buonasera mister Riccardo Marrocco la saluta. Di Nuno Vattene, Made in Tokyo Japan, che insomma tutta la settimana che ci tormenta con questo refrain di Nuno Vattene, non salire sul carro adesso è che io passo di non è degno, scendi dal carro dei vincitori ora. Incrociamo le dita prima di dire vincitore, fallo, questo qua del Lecco. Arrivano Seliak ha avuto che dire con il giocatore. Altre foto di Matteo Bonacina. Sì, sicuramente questo credo sia il tiro che poi va fuori di poco. Sì, anche noi non è che adesso della Giana stiamo esprimendo un gioco, prendiamo palla e spaziamo in alto. C'è da soffrire in questo finale, siamo all'85esimo, la molto. Giana ci prova sulla destra. Mi sembrano tutte e due abbastanza stanche, con poca lucidità, e quindi sì, ora non c'è. Noi spaziamo in avanti e loro la buttano verso la sostituzione. Esce Vasic. La partita di Vasic. Entra Morosini ora, l'avevamo anticipato prima sufficienza, noi. Stiracchiata anche per lui. Un po' di più, dai. 6 ci sta, sì. 6 più. Qualcosina. Dentro Morosini che torna a calcare le scene dopo qualche settimana di assenza. Vediamo se torna protagonista o rimane oggetto misterioso fondamentalmente fino adesso di questa sua stagione in blu celeste. Qui era arrivato con ben altre aspettative, no? Sì. 86esimo, loro sono in avanti ancora. Dai ragazzi, se sta bene non è di questa categoria. Quando però quest'anno quando era sul Tirol che l'aveva preso il Monza, giocava. Quest'anno non è mai stato bene. Faceva tutto lui. Dobbiamo uscire, ci stiamo comprimendo dietro un po'. E Morosini che si mette lì a fare il quarto di centrocampo, mister, vedo si mette in mezzo. Mette in mezzo, Masini forse va. Sì. Nesta va a sinistra, Masini a destra. In mezzo con Kraja. Così a naso, però vediamo. C'è Enricidi a sinistra. Rimessa nostra. Che rimane basso, non so se. Attenzione Marzorati, che rischio. Lontana Marzorati, 87esimo. Palla per Ganza a centrocampo, la tocca di testa. Masini difende dall'attacco di un avversario, allarga sulla destra per Zeliak. Una pallaccia, però Zeliak è costretto a prenderla con lo stinco e ad allungarla. La vita facile della Giana che prova a ripartire. Non riusciamo più a superare la metà campo, loro a piccoli passi si avvicinano sempre di più. Dobbiamo stare attenti perché è vero che in questi ultimi minuti non hanno creato pericoli i giocatori della Giana, però tanto qui bravissimo a difendere la rimessa dal fondo, o no? No. Sì. L'ho toccata. Enrici, vediamo. Che va a chiudere il corpo. Bono, ha tenuto dietro la gamba per non toccarla. Non ci sono altri gol nel frattempo. 88esimo. Girone A di Serie C. Questo è il recupero della 22esima giornata che fino a questo punto arride ai colori blu celesti con la vittoria che sta maturando all'88esimo quantomeno.
Lecco sulla Giana per 1-0. Rilancio lungo di Pissardo, Petrovic di testa, ma poi Morosini perfeziona verso Ganz. C'è un brutto controllo della difesa della Giana, per poco non ne approfitta Petrovic anche. Rilancio lungo su Traoré, poi rimpallo però favorisce, attenzione, calcio di... no, si gioca, non c'è fallo, rimane in avanti con Panatti che allarga. Touré. Ancora la Giana, scodella il pallone, Enrici la lascia sfilare sul secondo pallone, non c'è nessuno. Bravo. Meno male. Sfuma questa occasione, questo possesso per la Giana Erminio. Sa che sono 4 i minuti di recupero. L'hai già visto tu? Sì. No, però indicativamente potrebbe non so essere... se sei stato ancora... No, ti aspetti un 4 minuti. Sì, 3 sostituzioni, e c'è stato un piccolo infortunio di Vasic. Tendenzialmente penso che 4 minuti li possa dare, tanto siamo giunti Petrovic, l'ultimo tocco. Dai, saliamo, stiamo Giana. su, dobbiamo tenerli distanti dalla porta per non permettergli di essere pericolosi. In zona d'attacco la rimessa nostra del Lecco. Siamo un po' stanchi però, molto. Enrici, Petrovic difende il pallone, dai, finisce a terra, la tocca, si lotta lì in un fazzoletto. Morosini, la rimessa del Lecco. Ragazzi, qui magari si potrebbe tentare di buttarla in mezzo all'area. In mezzo all'area non c'è nessuno perché Ganz parte in una posizione molto defilata. 89esimo, Enrici, proprio Ganz che va a raccogliere il pallone dalla rimessa. Bravo, ed è lui a cercare il calcio d'angolo, una rimessa laterale. Sì. Ha calciato addosso l'avversario. Morosini non ha fretta, ha guadagnato un fallo laterale. La lascia lì, battuta di Enrici che presumibilmente andrà corto. No, fallo. Calcio di punizione, corner corto. Quello guadagnato da Petrovic. Sì. Sotto la Nord, subito aggredito dopo la rimessa laterale. Ha preso un calcione da dietro, dai. Bravo Petrovic che quindi nella difesa del pallone. 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero, attenzione. Sono tanti, sì, c'è da soffrire per altri 300 secondi. Dai ragazzi, col recupero che è già iniziato. Facciamo il gol adesso. Vediamo chi c'è in area. Viene ributtato fuori un altro pallone. Calcio di punizione affidato al piede di Morosini. Morosini basso, male, ribattuto, si accontenta della rimessa laterale proprio lo stesso Tommaso Morosini. Male questa punizione. Malissimo, proprio, si poteva calciare peggio. Basso addosso al difensore. È andata bene che un minuto è passato fondamentalmente già. Se ti ripartono con fuori mezza difesa che su a saltare diventa un problema. Concedi qua, ancora rimessa, cambio di rimessa? Sì. Ancora sbagliato. Regalato, dunque possesso alla Giana Erminio. Secondo errore di rimessa. Dai Celia. Dai in 3, Marzorati, Morosini. Nostra. Ultimo tocco di Cazzola. Ci riportiamo su, dobbiamo stare su nella loro metà campo il più possibile, aggiustare la palla. De Paolo sbraita, dice ai suoi di muoversi. Rimesse non ne facciamo una, cosa è successo? Calcio di punizione per noi. Sì, su Morosini l'hanno praticamente cinturato mentre si stava cercando di girarsi. Sì, vedi? Guarda adesso. Sì. Sì, proprio. Come? Netto, Ci stava anche il giallo? No. Come la manna questo calcio di punizione. Ecco, può tenere palla Ganza, siamo da 2 minuti del recupero, facciamo sempre apposta a sbagliare i tocchi. Però insomma siamo nella metà campo della Giana fissi da 2 minuti in questo recupero, dunque bene. Siamo in quel fazzoletto di campo lì sull'ala sinistra. Petrovic, Kraja, Enrici, non perdere palla, ultimo tocco di Kraja. Nostra. Nostra. Calcio di punizione, fischiato ancora una volta, intervento su Enrici. Sì, gli ha dato un calcione. Piede arriva il fallo. Dai, una punizione dentro. Tanto passa il tempo, tra la rimessa e la punizione.
già 2 minuti e mezzo che siamo lì. 2 minuti e mezzo che siamo in quel fazzoletto di campo. Però se le battiamo così le punizioni, ragazzi. Ci scrive che ci segue sempre, questa la città che amo, tutti uniti nel bene e nel male, non solo quando il vento gira a favore si vince e si perde sempre insieme. Su questo siamo d'accordo. Allora, calcio rimessa laterale per il Lecco, che comunque 3 minuti se ne sono andati, mancano 2, siamo sempre lì negli ultimi 30 metri del campo in attacco. Bella l'azione di Petrovic, questa volta però non riesce a mantenere il possesso, sarà rimessa Giana. Adesso bisogna farlo uscire da lì. Adesso attenzione perché la battono subito e il Lecco riesce a riconquistare palla, vai Morosini, la alza per Ganz al limite dell'area, qui c'è fallo su Ganz. Arriva il fischio perché non si concretizza vantaggio. No, ce l'ha dato contro. Addirittura contro, vabbè, vado a casa. Qui dai, Ganz rimane a terra adesso perché quando vede che non si concretizza l'azione per il Lecco si rotola un po'. Vabbè, qui permetto Ganz si alza subito. Ci ha provato un po' di sceneggiata di Simone. Sì, ha fatto però, proprio. Veramente qui decisione arbitrale, vabbè, abbastanza discutibile. Non lo so, hanno guadagnato quei 5 metri che cambiano la vita, no, perché va Zannellati a buttarla lunga. Dai ragazzi, limite dell'area, colpo di testa, allontanare la difesa. Masini contropiede, poi ancora palla, è un filo troppo lunga per Masini che stava proponendo, lanciato da Nesta. Ci siamo ributtati in avanti, manca un minuto. Morosini però in questi 5 minuti ha tenuto palla, è stato utile, bene. Sì, è andato bene in campo, con voglia di fare e con una certa utilità. 94 e 15, 45 secondi al termine, la rimessa è nostra. Rimessa per il Lecco. Calma. Tanto vabbè, la cosa bella è che 4 minuti e mezzo di recupero sui 5 concessi. La metà campo nostra non si è mai giocata per fortuna, quindi bravo il Lecco a tenere palla alto. Attenzione perché ora 30 secondi, Zannellati la blocca, probabilmente qui farà partire l'ultima chance per la Giana in questa partita. Morosini si spende subito in pressione, lancio centrale, colpo di testa, attenzione sulla destra, Bono. Bello. Prova a partire, anzi Corti, Nicolò, giocatore lecchese in quel di Lecco. Rimessa già battuta, difende, palla e Lecco la spazza in tribuna. Finita. E finisce qui. Lecco vince ancora 1-0 sulla Giana e questa è una vittoria di un peso specifico importantissimo, con sofferenza perché non è mancata sofferenza comunque questa vittoria partita. sporca ma vittoria importantissima. Dice dunque 1-0, breve ci colleghiamo con il nostro Matteo Bonacina, tanto hanno da ridire con l'arbitro erano 3 della Giana, secondi. però insomma sono passati 5 minuti. Pissardo esulta, tra l'altro Pissardo decisivo con il doppio, cioè veramente come mai, come spesso e volentieri, ma forse più di altre volte decisivo, proprio perché fa una parata, quando poi la vedrete stasera negli highlights, doppia su Corti, vabbè, che dobbiamo dire, decisivo come sempre il portierone bluceleste. Ci colleghiamo con il nostro Matteo intanto, che presumibilmente starà. Siamo già collegati, Fausto? Ti chiedo no? No, a breve ci colleghiamo, starà perfezionando il suo servizio. Eccolo qua Matteo. Ciao. Allora, vittoria importantissima, ciao. Vittoria importantissima del Lecco che non si è fatto mancare un po' di sofferenza nella ripresa perché la Giana ha avuto una buona mezz'ora, poi è calata un po' nel finale. Decisivo Pissardo che abbiamo visto esultare come avesse segnato a fine partita. Sì, Pissardo, perché anche l'errore di Palazzolo che veramente fidatevi, quella palla lì vista dal campo non usciva mai. Con la palla, ti ho mandato la foto, se non usciva mai quella palla lì. Calciata di terra. Ci abbiamo avuto anche un po' di fortuna, dai, questa è la prima vittoria sofferta della gestione del Paola. Sono bei segnali questi. Bei segnali, noi l'abbiamo definita un po' una vittoria sporca, se vogliamo, ci sta, insomma, no? Sì, ci sta, non puoi vincere sempre come domenica facendo bene. Molto bene, l'abbiamo. Oggi poi ci siamo cagati addosso, possiamo anche dirlo senza vergognarci. Sì, perché nella ripresa poi Lecco è andato un po' in difficoltà. Vorrei spendere, poi sono calati molto gli esterni, Vasic e Busono nella ripresa, dunque i cambi poi sicuramente fondamentali per dare un po' di freschezza da parte di De Paola. Vorrei spendere una parola per Morosini che è entrato negli ultimi 10 minuti, però è stato prezioso. Sì, ha gestito tanti palloni difficili Morosini, perché era difficile entrare in quel modo, in quel momento e comunque essere subito dentro la partita. È un'abnegazione apprezzabile per lui che sicuramente non sta bene, però 2 o 3 palloni
pesanti li ha gestiti. Noi intanto stiamo rivedendo le occasioni, rivediamo la doppia azione per Corti, confermiamo, su cui Pissardo è strepitoso nel doppio intervento, veramente bravissimo. Ci ha scritto la partita lì Pissardo. Sì, ha salvato la partita all'improvviso e ha salvato... Adesso se ne esce prendendo i giusti applausi. Sì, bravissimo Pissardo. Poi sì, quello che dicevi, il tiro che esce veramente di pochissimo di Palazzolo. Una vittoria importante anche perché Teo si continua a guardare la classifica e il Lecco insomma è lì a 41 con il quinto posto della Triestina che ha 3 punti. Assolutamente sì, queste qua ripeto sono le vittorie che poi te le vanno a mettere insieme e lo pesano veramente tanto perché insomma poi se le ritrovi veramente in classifica quando dovresti pareggiare, diciamo, quando dovresti un pareggio e poi alla fine spicci sono cose veramente importanti. Intanto scusate perché sono anche abbastanza richiamato all'ordine dai tifosi. Saluto, ciao ragazzi. Ok, saluto dunque in diretta di Matteo ai tifosi. Teo, ci sentiamo allora prossimamente, dai, buona dopo gara allora. Ciao ragazzi, ciao. Salutiamo anche Matteo Bonacina, Rega Monticepi. Lecco vince 1-0. Mister ha detto bene Matteo, perché forse è la prima vittoria, un po' la gestione dei Paolo sicuramente sporca, è importante, sono tanti segnali che le cose stanno girando, no? Sì, una partita che sulla carta se poteva sembrare facile, come dicevamo prima, contro la penultima in classifica, che poi di fatto non è stata facile. Si è esaltato un po', diciamo, il gruppo, perché comunque c'è stato da soffrire, si è sofferto tutti assieme. Un merito particolare a Pissardo, che oggi veramente ha fatto vedere che portiere che in questa categoria pochi hanno, diciamo, un portiere così. E poi ci vuole anche un po' di cinismo, con poco davanti siamo riusciti a fare il gol, e poi dopo la gestione comunque di una squadra, anche nel momento che poi è andata un po' in difficoltà con i cambi è riuscita un po' a sopperire, e è trattato bene Morosini, ma è trattato bene anche Nesta, anche gli altri. Comunque si vede proprio che la squadra ha trovato comunque un'identità e rispecchia un po', diciamo, i valori del modo di approcciare il calcio del mister De Paola, che comunque è un allenatore, magari non farà un gioco spettacolare, ma sicuramente in questa categoria riesce comunque a portare fuori il massimo dai giocatori che ha lì. Sei d'accordo, Beppe? Sottoscrivo su tutta la linea, analisi perfetta, chiara. Dico solo che la classifica per il Lecco ride, perché si è posizionato nella parte alta della classifica. Peccato per la prima parte del campionato, ma ormai è inutile piangere sul latte versato, e sono tanti i risultati positivi consecutivi che fanno ben sperare in questo Lecco. Io tutte le volte che entro in campo non ho particolari preoccupazioni, perché so che la squadra di De Paola se la può giocare con tutti. Oggi doppia faccia, primo tempo in controllo, non mi aspettavo un secondo tempo un po' più difficoltoso, non che si sia sofferto chissà che cosa, però forse di più rispetto al Mantova, però alla fine 3 punti sono stati portati a casa. E 3 punti pesanti sono, scrive su YouTube il nostro amico Luke, che scrive, adesso me lo sono perso, scusate, massimo risultato col minimo sforzo, sì, anche se poi un pochino nella ripresa è dovuto soffrire, però sì, effettivamente anche nella gestione, magari un po' nella ripresa delle forze, questo può avere pesato. Bravi ragazzo, forza Lecco Luisella, salutiamo anche lei, sempre forza Lecco Antonio Gianmarco. Pissardo sei grande, Luisella, sì, altro che l'abbiamo detto, portiere Averne così. Ma notizia degli ennesimi scrizzi fra PDN, fra Chiolle confermata, scrive Luke, al momento noi non abbiamo conferme riguardo questo, lo diciamo francamente. Manderemo i nostri spie in una scoperta, poi
non sarebbe una notizia da un certo punto infatti. di vista, però vabbè, si va ormai verso fine stagione, così sicuramente, quindi dopo in estate verranno fatte le valutazioni a livello societario. Luiscas che scrive: vittoria in stile sul Tirol, ottimo, forza Lecco, sì. Magari, perché 1-0 sul Tirol, vince il campionato con 6 gol subiti. Noi ci accontentiamo al momento, no, di questa vittoria che ci avvicina, comunque ci tiene lì a distanza con vista sul quinto posto. Sì. Allora siamo in chiusura, ringraziamo Fausto Riva questa sera, naturalmente sempre con noi in regia, ci ritroviamo domenica. Grazie Fausto, grazie a mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie a Giuseppe Mazzoleni. Ciao ragazzi, buona Anche serata. Da parte mia, da parte di Stefano Bolotta, una cordiale buona serata, un buon mercoledì sera di Champions League. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.